Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 6 novembre per aggiornarvi su tutti i fronti della politica, della cronaca e dell'attualità. Ci sono tantissimi fatti di cui darvi conto anche nella giornata di oggi, ma partiamo dai dati del contagio che continuano a crescere. Siamo a 773 nuovi casi di positività al virus nelle 24 ore. Ecco, lo possiamo vedere in maniera abbastanza nitida dalla tabella diffusa poco fa dalla Regione del Veneto con azienda zero, 773 nuovi casi, quindi con la provincia più colpita che è Vicenza, 165. Il dato che però va sottolineato in queste ore è quello delle terapie intensive che continuano seppure gradualmente a crescere. Siamo a 47 persone ricoverate nelle terapie intensive del Veneto, 235 nei reparti di area non critica. Se guardiamo ai decessi delle ultime 24 ore siamo a 4 decessi, quindi sono dati in continuo aggiornamento e che parlano di una situazione che va attenzionata, come ha detto anche ieri il governatore del Veneto Luca Zaia da Verona, Fiera Cavalli, nel corso di una conferenza stampa dedicata proprio al Covid. E da qui partiamo in particolare da Sarmede, comune di 3.000 persone circa della provincia di Treviso, tra i meno vaccinati della Marca e non solo. Qui oggi è stato organizzato un Vax Day da parte dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, ma ci racconta tutto in diretta, lo vedo già pronto. Buongiorno a Lucio Zanato. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta dall'atrio del comune di Sarmede, il comune diciamo così delle fiabe. Infatti se vedete dietro le mie spalle un comune particolare, ma qui non si parla di fiabe, si parla di cose concrete, perché oggi questo municipio è diventato ambulatorio per le vaccinazioni come ha definito il dottor Benazzi, che sentiremo a brevissimo, di confine. Ma io volevo incominciare con la signora Rosa Gava. Se non sono indiscreto, quanti anni? 84, sono vecchietta. Ecco, oggi lei, perché qui si fa sia la vaccinazione per il Covid sia l'anti-influenzale. Lei è venuta a fare l'anti-influenzale, ma poi faccio anche la terza, il terzo richiamo, giusto? Sì, senz'altro. Ecco, perché ha deciso di vaccinarsi? Perché secondo me è la cosa giusta che dovrebbero fare tutti. Non capisco perché questa cosa di non volerlo fare, di tirar fuori tutte queste cose. Per me va benissimo. Lei ha avuto effetti collaterali? Ha avuto qualche... No, io purché operata, che avevo avuto anche una bella operazione, non ho avuto niente. E si sente sicura? Mi sento sicura e la rifaccio anche la terza. Ecco. Senta, perché secondo lei in questa zona, lei è di Cappella Maggiore, non è proprio di però qui è diciamo il punto più basso, parliamo del 50% dei vaccinati, perché così resti? La gente capisce le cose a modo suo, ha un modo di interpretarle, poi ci sono anche gli amici che ti dicono no, non farlo, invece no, è una cosa utilissima, non solo per loro, ma possono anche trasmettere la malattia a altri, insomma. Insomma, diciamo l'esperienza di un 84enne, devo dire, vorrei arrivare io a 84 anni come lei. Io la ringrazio, la lascio andare perché è il momento della sua vaccinazione. Nel frattempo chiamo, visto che il dottor Benazzi sta ancora facendo, perché voi dovete sapere che il dottor Benazzi in questo momento sta vaccinando, quindi non lo disturbiamo. Siamo con il vice sindaco. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Orgogliosi di aver messo a disposizione il municipio come ambulatorio. Sì, molto, e anche la risposta è stata molto positiva. Da questa mattina alle 9 abbiamo sempre avuto un via vai di gente e quindi è stata una bella risposta della popolazione. Ecco, ma secondo lei perché nel suo comune la gente è così restia a vaccinarsi? Ci siamo chiesti anche noi questa cosa, probabilmente qui c'è libertà di pensiero, probabilmente sono create delle fazioni in cui la pensano in maniera diversa, è giusto rispettare tutte le idee. Noi però abbiamo voluto dare questo segnale perché, essendo anche il sindaco responsabile della sanità pubblica,
insieme al dottor Benazzi della US2 abbiamo voluto dare questa possibilità, oltre di vaccinarsi, anche di informare le persone sull'utilità, secondo noi, del vaccino. Ecco, vi siete considerati un po' un comune di confine, questo secondo lei ha penalizzato sulle vaccinazioni oppure era importante che venisse qui direttamente il direttore generale a spiegare ai cittadini? No, secondo me è stato importante perché visto il clamore che era suscitato di questa notizia che eravamo il paese meno vaccinato, aver portato qui il dottor Benazzi in persona con tutto il suo staff medico è un segnale secondo me forte da parte sia del Comune Sarmede che dell'ASL. Senta, so che voi come municipio, come amministrazione avete cercato di fare della sensibilizzazione. I vostri cittadini cosa dicono? Sono più impauriti oppure sono più, come dire, convinti che questo vaccino non serve? No, dico, la maggior parte è convinta del vaccino perché si parla che anche il 60% è vaccinato. Dopo, ti ripeto, c'è qualcuno che ha delle idee diverse, noi ovviamente non possiamo obbligare nessuno, quello che possiamo fare noi è sensibilizzare le persone. Senta, poi voi qui a Sarmede siete, come dire, nella storia siete considerati tipo a Montanero un po' i bastian contrari, giusto? C'entra anche un po' il carattere di questa gente di montagna? Ma forse potrebbe anche centrare, perché comunque siamo un popolo insomma, che comunque decide e pensa con la propria testa e quindi, ripeto, non ci facciamo influenzare da nessuno e dopo ognuno ha le sue idee, ci sono quelli pro e ci sono quelli ovviamente che sono contro. Va bene, grazie al vice sindaco. Io adesso chiedo, vediamo se attraverso il dottor Benazzi riesce a venire. Sì, mi dicono che sta venendo, siamo riusciti a strapparlo perché così diamo sia i dati, Cristian, sia i dati diciamo di oggi ma anche le previsioni. Eccolo qua, dottor Benazzi, buongiorno, siamo in diretta. Senta, allora, intanto come sta andando qua? Sta andando bene, io ringrazio il sindaco Pizzol per aver fatto un ottimo lavoro di comunicazione e abbiamo una buona affluenza sia per la terza dose, il booster, sia per la prima dose ma anche per l'antinfluenzale che abbiniamo anche alla terza dose. Sì, in effetti abbiamo intervistato una signora di 84 anni che è venuta a farsi l'antinfluenzale ma perché non è ancora nei tempi per fare la terza quindi ricordiamo anche alle persone che non è detto che uno debba precipitarsi a farsi subito la terza dose, soprattutto gli over 60. No, chiaramente devono passare 6 mesi dalla seconda dose, però mi raccomando, ecco, ricordatevi di venire a farlo perché la vaccinazione ci protegge, è dimostrato, ci protegge. Ecco, senta, la prima domanda è, si parla di questo Veneto che scivola verso il giallo, dal suo osservatorio, da tecnico, cosa ci può dire? Beh, devo dire che ancora noi abbiamo, parlo per la LUS numero 2, noi abbiamo un numero di ricoveri ancora sotto la soglia del giallo, come le terapie intensive abbiamo 3 persone, però noi ci auguriamo che addirittura 2 di queste già lunedì possano uscire dalla terapia intensiva. Ecco, se vogliamo non andare nel giallo dobbiamo sostanzialmente fare 3 cose: vaccinarci con la prima dose se non l'abbiamo mai fatta, con la terza se sono passati 6 mesi, utilizziamo le mascherine sempre possibilmente e ci laviamo le mani. Se da lei è venuto qui in prima linea, ci ha messo la faccia ma non soprattutto ci ha messo i guanti e le iniezioni, le persone che sono venute qui che cosa le hanno detto? Perché hanno spiegato che questo è il comune dove c'è diciamo il più basso tasso di vaccinazione? Proprio per questo siamo venuti a fare le vaccinazioni. D'accordo col sindaco Pizzol abbiamo deciso di venire in questo comune per dare anche, come dire, un segnale che c'è la presenza del sistema sanitario e che quindi vogliamo assolutamente che la gente si vaccini. D'altra parte credo che cercheremo di emulare, di fare la stessa cosa anche in altri comuni limitrofi in modo tale, diciamo lontani dai centri vaccinali, in modo tale da incentivare la vaccinazione. Insomma, c'entra anche il fatto di essere un po' comuni di confine, quindi con difficoltà a raggiungere i centri di vaccinazione? Assolutamente sì, è chiaro che raggiungere i centri di vaccinazione che sono a 20, 25, 30 chilometri, magari poco serviti dal punto di vista di viabilità, può creare qualche problema. Quindi credo che queste iniziative servono anche ad agevolare l'utente. Torniamo ai dati di oggi, come siamo messi nell'US 2? I dati di oggi sono cresciute ovviamente i positivi rispetto anche all'altro ieri, oggi siamo intorno ai 65 positivi per 100.000 abitanti, però una cosa è diciamo favorente, il fatto che ci sono tanti positivi asintomatici, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro.
Ecco, questo è determinato anche dal fatto che ci sono tanti tamponi che vengono fatti, quindi c'è uno screening costante della popolazione. Sì, assolutamente sì, noi le farmacie facciamo 5.000 tamponi al giorno, quindi credo che serva, perché ovviamente viene monitorato il virus e viene monitorata la positività, quindi ci può sicuramente aiutare. Ecco, guardando ovviamente in prevenzione, dovessero aumentare i casi, voi avete già un cronoprogramma di riaperture e di controlli, cioè come funziona nel caso dovessero aumentare ad esempio i ricoveri in terapia intensiva o i ricoveri in reparto? Noi abbiamo già un programma stilato dalla Regione Veneto, dove ovviamente è un po' a cascata, quindi chiamiamolo pure a buccia di carciofo, dove sfogliamo, quindi partiamo dal Covid Hospital di Vittorio Veneto, per poi arrivare a Treviso, malattie infettive, quindi riaprire l'altro blocco di 20 posti letto, per poi aprire Montebelluna nel momento in cui in quell'area dovessero aumentare le positività con sintomi. Senta, l'ultima domanda, poi vedo che c'è la fila che la sta aspettando. Parliamo invece anche di quello che è stato l'incidente sul lavoro di ieri. Cambiamo un po' argomento, però è altrettanto grave. Voi come Spisal cosa avete intenzione di fare per aumentare la sicurezza nei cantieri? Intanto una cosa importante che ha fatto la direttrice dello Spisal è un convegno scuola, perché si stanno formando i nostri tecnici in accordo con Vigili del Fuoco, Procura della Repubblica, Ispettorato del Lavoro, eccetera, in modo tale da fare, come dire, un'azione comune. La seconda cosa, stiamo sempre di più implementando l'organico, lo implementeremo anche entro l'anno per arrivare a 40, 35, 40 tecnici, in modo tale da fare soprattutto la prevenzione e accompagnare le aziende, scusate. Credo sia fondamentale, perché non deve essere un ruolo, quello dello Spisal, persecutorio, deve essere un ruolo di accompagnamento, di formazione per prevenire gli infortuni e gli incidenti sul lavoro. Lucio. Un attimo, sentiamo se ci sono domande da studio, Cristian, se non lascio andare il... Io Lucio ti ringrazio te e il direttore generale Benazzi. È bello vedere che un direttore si sporchi le mani e scenda in campo in questa maniera, ma proprio dall'incidente sul lavoro che si è registrato ieri a Vidor ripartiamo. Quindi grazie Lucio e grazie direttore Benazzi. Ieri appunto l'ennesima tragedia sul luogo di lavoro, siamo a Vidor alle 14 del pomeriggio su Valentino Zanutto, un papà di 43 anni, una scarica da 20.000 volt. L'uomo è morto fulminato. Per parlare di questa ennesima tragedia che ha interessato la Marca siamo collegati sia con il segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentin. Buongiorno Visentin, sia via telefonica con il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Buongiorno sindaco. Parto da lei, perché a Farra di Soligo Valentino Zanutto era molto conosciuto e amato, quindi sono ore, immagino, di grande dolore. Sì, purtroppo è un'altra tragedia che ha scosso tutta la comunità, perché abbiamo pianto qualche mese fa a Mirko Merotto, anche lui morto in un incidente sul lavoro, e ieri purtroppo la tragica notizia della morte di Valentino, che era una persona davvero straordinaria, sempre presente, un padre di famiglia amorevole con i propri figli, e quindi ha veramente scosso tutti noi e ancora si fa fatica a credere che possa essere successa una cosa di questo tipo. Ecco, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri si sarebbe avvicinato troppo ai fili dell'alta tensione, un braccio della betoniera azionato dal collega e da lì una scarica di 20.000 volt. Lei sindaco ha sentito per caso i familiari, ha già avuto modo di portare il suo cordoglio? Sì, dopo che abbiamo saputo di questa tragedia, sia io che il parroco siamo andati ieri sera a portare una parola di conforto alla moglie e ai due figli, che tra l'altro, ripeto, conosciamo perché è una famiglia ben voluta, una famiglia presente in paese. I due figli di 8 e 13 anni frequentano le nostre scuole e quindi
è stato davvero un momento difficile e duro per questa famiglia che si ritrova di fatto senza un marito e senza padre. Quindi è veramente stato un momento difficile. E quello che abbiamo detto alla moglie è che noi comunque ci siamo, la comunità è tutta stretta attorno a loro e per qualsiasi cosa e per quello che possiamo fare lo faremo ben volentieri. Ecco, immagino voi siate poi in attesa anche del nulla osta per poi procedere con i funerali. Sarete presenti anche come amministrazione? Darete qualche segnale? Ieri sera non si sapeva ovviamente ancora come poi sarebbero andate le cose, nel senso che adesso si sta aspettando anche il nulla osta. Nel momento in cui si saprà e verrà dato il nulla osta, mi coordinerò e sentirò anche la famiglia cosa ritiene più opportuno, perché ovviamente è un dolore così grande e quindi ci coordineremo direttamente con loro su cosa sarà meglio fare. Assolutamente, in questi casi il rispetto del dolore della famiglia arriva prima di tutto, Sindaco, questo è il fatto. Sì, sono momenti veramente difficili, ripeto, perché la famiglia è una famiglia conosciuta, una bella famiglia, lui era una persona sempre molto disponibile, la moglie ieri sera, ma anche i colleghi di lavoro e le molte persone che lo conoscevano mi dicono che era anche un attento lavoratore, una persona sempre molto attenta, e quindi fa ancora più male quello che è successo, per cui veramente è difficile. Sindaco, io la ringrazio per questa sua testimonianza. Buon lavoro a Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo, comunità, come avete sentito, sconvolta da quanto successo ieri a Vidor. Visentin, buongiorno, segretario generale della CGIL di Treviso. L'ennesima vittima sul lavoro nella Marca trevigiana. Voi è da tempo che dite che c'è un problema strutturale. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei unirmi al cordoglio e fare le condoglianze alla famiglia di Valentino e anche alla comunità di Farra, perché queste sono tragedie che per quanto ci riguarda non dovrebbero proprio succedere, e non vogliamo ancora una volta che venga dato, come dire, la colpa alla fatalità, al caso o come dire, o peggio ancora all'imperizia di chi è morto, perché questo sarebbe un ennesimo omicidio riperpetrato. Noi pensiamo che nel nostro territorio invece, e per questo siamo molto arrabbiati come sindacato rispetto a quanto sta succedendo, nel nostro territorio debba cambiare la modalità con cui ci si approccia al lavoro. Ci deve essere una sorta di cultura della sicurezza prima ancora che la cultura del lavoro. Uno non può essere un bravo lavoratore e dopo morire, perché se no vuol dire che questo bravo lavoratore è stato tradito da una cultura che è sbagliata. Ecco, quindi, ma dove si può andare a incidere? Prima non so se ha sentito, immagino fosse già collegato le parole del direttore generale Benazzi sugli Spisal. Vanno potenziati? Sì. Allora, a me fa piacere che il dottor Benazzi vada a fare le iniezioni, però sarebbe più utile che oltre che a fare le iniezioni, per carità è comunque un bel momento di promozione del vaccino ed è utile a tutti quanti che si promuova il vaccino, però sarebbe anche utile che magari rispondesse, perché noi ormai qualche mese che chiediamo un incontro al direttore dello Spisal, al direttore dell'ULSS 2 per discutere sulle questioni della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora stiamo ancora in attesa e abbiamo presentato una piattaforma ancora a maggio, presentata al prefetto, presentata alle controparti, presentata alle istituzioni, proprio per discutere di cultura del lavoro e di cultura della sicurezza, perché vedete, la morte che è toccata a Valentino una decina d'anni fa è toccata a un'altra persona a Santa Maria di Piave, sempre con la stessa modalità e con la stessa meccanica, e pertanto voglio dire, non è che sono cose improvvise, sono cose che si possono, anzi si devono evitare.
parlano di 16 vittime nel 2021, 61 in 4 anni e una media di 35 infortuni al giorno, un trend che pare non sia stato rallentato nemmeno dal lockdown l'anno scorso. Conferma? Sì, purtroppo lo devo confermare e purtroppo questo trend è anche dovuto a un'altra questione, al fatto che i lavoratori nel luogo di lavoro non possono neanche più di tanto pretendere che venga applicata la sicurezza, soprattutto se sono precari, soprattutto se sono come dire, ricattabili, soprattutto se c'è una modalità di affrontare il mondo del lavoro ancora da rapaci piuttosto che da persone serie e che mettono al primo posto la persona, che mettono al primo posto la civiltà piuttosto che il fatturato. E può essere, segretario, questa è l'ultima domanda che le faccio, poi la lascio ai suoi numerosi impegni, può essere che anche la frenesia di queste settimane di ripresa stia portando a mettere in secondo piano la sicurezza sul lavoro? Sappiamo di ritmi produttivi anche abbastanza elevati nelle fabbriche, fortunatamente, però c'è sempre il risvolto della medaglia, è così? Infatti sto parlando proprio di questo, la frenesia per poter o per voler recuperare il tempo perduto, e che come dire, è umano pensarlo, però non è logico, perché nel momento in cui dopo succedono gli infortuni gravi o mortali, alla fine questi qua non vengono messi nel conto del tempo che abbiamo perduto, soprattutto della ricaduta sulla persona stessa che subisce l'infortunio, della famiglia e della società che si deve caricare questo peso sia morale e anche economico. Questo purtroppo non viene mai messo nel conteggio. Si contano le morti che ancora ci si ostina a chiamarle morti bianche, invece sono veri e propri omicidi sul lavoro. Grazie, messaggio forte e chiaro, grazie al leader della CGIL di Treviso, Mauro Visentina. Buon lavoro davvero. E noi proseguiamo con la cronaca, perché ce n'è davvero tanta. Sono già pronte sia Marta Marangon che Chiara Gaiani. Chiara Gaiani la vedo dal centro di Padova, perché nella notte a Piazzola sul Brenta c'è stato un maxi incendio che ha coinvolto dei pullman di Bus Italia. È così, Chiara, raccontaci tutto. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, ti confermo questa notizia. Hanno sentito un boato intorno alle 4 della scorsa notte. I cittadini di Piazzola sul Brenta hanno chiamato il 112 per capire che cosa fosse successo. 8 bus di Bus Italia parcheggiati nell'area a ovest di un parcheggio, quello dell'Istituto Superiore della città, l'Istituto Rolando da Piazzola, si sono incendiati. Sul posto ovviamente sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, poi anche i carabinieri di Piazzola e di Cittadella. Ci sono volute circa 2 ore per spegnere il rogo altissimo di questi bus. Sono in corso le indagini per capire che cosa sia accaduto. Ecco, ipotesi aperte, le strade sono tutte percorse ovviamente dagli investigatori dei carabinieri, ma non si esclude anche il fatto accidentale. Potrebbe essere stato il cortocircuito di una batteria. Erano pullman sia vecchi sia nuovi. Proprio uno di questi pullman più vecchi, il secondo o il terzo della fila, potrebbe appunto all'interno della batteria potrebbe essersi sviluppato un cortocircuito. Le fiamme si sarebbero alimentate, perché ovviamente di notte non c'è nessuno in quella zona, e si sarebbero poi allargate arrivando man mano a raggiungere anche tutti gli autobus che erano parcheggiati, ci ha raccontato gli investigatori, molto vicini. C'è stata ovviamente grande paura e grande preoccupazione tra i cittadini. Indagini quindi in corso, Chiara, ma so che hai anche un altro aggiornamento, questo sul fronte delle case di riposo. Prima abbiamo dato i dati del contagio nel bollettino, nell'ultimo bollettino si parla di 4 decessi nelle 24 ore. Sì.
Una vittima anche nella casa di riposo di Conselve, dove si è sviluppato un focolaio di cui vi stiamo raccontando in questi giorni. È un'anziana ospite di 91 anni che è morta in ospedale. Sono 65 gli ospiti positivi all'interno della casa di riposo, dove la terza dose era stata fatta nei giorni scorsi, ma non erano passate le 2 settimane. L'assessore Ranzelli è tornata anche nelle ultime ore a parlare della situazione di questa casa di riposo. Diceva: la maggior parte degli anziani hanno pochi sintomi, si negativizzano anche abbastanza velocemente, infatti già 11 ospiti si sono negativizzati. Purtroppo questa anziana donna di 91 anni aveva anche altre patologie e il coronavirus, ai noi, continua a fare vittime. Chiara, grazie. È davvero da qui la necessità di accelerare sulla terza dose, soprattutto nei luoghi più delicati. Grazie quindi a Chiara Gaiani da Padova. Subito a Treviso con Marta Marangon per un'operazione dei NAS per certi versi clamorosa. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. È un'operazione molto importante, quella portata a termine dai carabinieri del NAS di Treviso, che hanno sgominato un traffico internazionale di sostanze dopanti, arrestando 2 persone, altre 65 sono indagate. I carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazione di Treviso, hanno scoperto questo vasto e ramificato sistema di importazione e commercializzazione di medicinali, in particolare appunto sostanze dopanti, ormone della crescita, ma anche nandrolone, che venivano smerciati a bodybuilder amatoriali, sia attraverso un canale diretto all'interno delle palestre della provincia di Treviso, sia attraverso la spedizione in tutta Italia attraverso dei pacchi postali appunto di queste sostanze. I 2 arrestati sono madre e figlio, rispettivamente di 35 e 60 anni, residenti nel Bellunese, di origine siciliana. Infatti subito dopo l'inizio delle indagini, le prime perquisizioni, il figlio aveva lasciato il Montebellunese e si era trasferito in Sicilia, ad Agrigento, dove ieri è stato arrestato con un mandato di cattura. Sia la madre che il figlio avevano un ruolo quindi molto attivo in questo traffico di stupefacenti. La madre di fatto non aveva un'occupazione, anche se era in aspettativa, lavorava come bidella in una scuola del Montebellunese. Il figlio invece risulta non avere mai avuto un'occupazione, eppure nei conti correnti e anche nell'abitazione sono stati ritrovati un sacco di soldi, provento appunto di questo traffico, della vendita di queste sostanze illegali. In particolare i 2 sono stati sorpresi proprio in flagranza nel marzo del 2020, mentre tentavano di spedire delle ricette false per l'acquisto di farmaci a base di ormone della crescita, e le successive perquisizioni hanno poi consentito ai carabinieri di sequestrare un ingente quantitativo di farmaci dopanti per un valore complessivo di oltre 100.000 euro e di sequestrare poi altro denaro contante. 40.000 euro li hanno trovati nascosti all'interno di una maglietta nella casa di famiglia appunto dei 2. Poi tantissime ricette falsificate grazie all'aiuto, alla complicità di una tipografia compiacente, sempre della provincia di Treviso, che appunto produceva queste ricette. I 2 appunto sono stati arrestati, il figlio è in carcere in Sicilia, mentre la madre è agli arresti domiciliari. Da sottolineare, e questo è un dato sicuramente molto importante che deve far sì che ci sia una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori di queste sostanze, soprattutto giovani che frequentavano appunto le palestre come bodybuilder amatoriali. La pericolosità, appunto, dicevamo, di queste sostanze. Alcuni dei consumatori, in seguito appunto all'assunzione di questi farmaci dopanti, hanno avuto delle conseguenze molto pesanti. Uno, per fare un esempio,
ha perso 30 kg in 2 mesi, è stato sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici. Un altro ragazzo molto giovane ha avuto una ginecomastia, perché sappiamo appunto che queste sostanze che sono spesso a base di ormoni modificano anche proprio l'equilibrio ormonale delle persone, quindi questo ragazzo anche lui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Insomma, hanno avuto delle ripercussioni molto importanti e gravi sulla propria salute, e questo, diciamo, è l'aspetto che i carabinieri hanno voluto sottolineare per mettere in allarme i giovani e le loro famiglie circa l'utilizzo improprio di questi medicinali, che quindi possono fare anche davvero molto bene. Marta, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti. Ovviamente torniamo su questa notizia clamorosa per certi versi, per l'entità anche del giro questa sera a partire dalle 19:30 sul telegiornale di Treviso. Grazie a Marta Marangon. Vedo già collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Sindaco, buongiorno, ma con lei torniamo subito dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta, ed è ancora con noi il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo. Buongiorno sindaco, ben tornato su Antenna 3. Qui in studio con me ci sono invece Andrea Dan, presidente di Manuela, Associazione per la Sicurezza Stradale, Romina Ceccato, che si occupa sempre di sicurezza stradale, sempre in prima linea con la sua associazione Alba. Ci focalizzeremo quindi sui temi della sicurezza stradale, anche perché quella di ieri è stata una giornata davvero nera, tantissimi gli incidenti su tutto il Veneto, 2 i morti soltanto nel veneziano. Ma prima, sindaco, vengo da lei e partiamo dalla cronaca di ieri sera, perché c'è stato un atto vandalico particolarmente grave. Abbiamo anche le immagini al centro servizi di Rovigo, al Censer, che è adibito in queste settimane a appunto tamponi e vaccini. La questura sta indagando. È un atto vandalico Novax? Che tipo è questo atto vandalico? Beh, intanto grazie per l'invito e un saluto da parte mia. Non lo sappiamo chiaramente, ci sono delle indagini in corso, io sto cercando di tenermi in contatto per quanto possibile con chi sta svolgendo le indagini. È chiaramente un atto che fa male a tutti, a tutta la comunità, indipendentemente dalla matrice. Quella verrà accertata nel corso dei prossimi giorni. Però si tratta comunque di un atto gravissimo, perché lede un bene pubblico, perché è una lesione ad anche dal punto di vista simbolico, ad una campagna che ci sta portando fuori dal dramma della pandemia, e quindi indipendentemente dalla matrice è una cosa che dovrà essere stigmatizzata nel miglior modo, perché così ovviamente siamo tutti feriti ed è una cosa che ci fa molto male. Senta sindaco, in Polesine nelle ultime 24 ore, lo vediamo dal report di Regione Veneto con Azienda Zero, parliamo di 40 nuovi casi di positività nelle 24 ore. Come lo legge questo dato e che cosa si aspetta da qui alle prossime settimane? Diciamo che la pressione ospedaliera continua a rimanere fortunatamente bassa, i vaccini fanno la differenza, ma c'è comunque un aumento anche nelle terapie intensive. Beh, l'aumento è generalizzato, non esistono isole felici, ormai l'abbiamo visto anche quello che è successo durante la primissima fase della pandemia, in cui il mio territorio è stato toccato poco. Poi durante la seconda e la terza ondata abbiamo avuto delle dinamiche assolutamente simili a quello che succedeva anche in altri territori. Dobbiamo tenere la guardia alta, siamo perfettamente consapevoli che non siamo ancora usciti dall'emergenza pandemica, dobbiamo fare tutto quello che è possibile per cercare di limitare
il contagio, soprattutto dobbiamo spingere fortemente sulla campagna vaccinale. Abbiamo visto che i vaccini funzionano, la prova provata è data anche in maniera molto banale, se volete, dal fatto che abbiamo alcuni episodi di cluster in scuole, ma solamente nelle scuole elementari e medie. Le superiori non esistono e non abbiamo verificato nessun tipo di cluster di contagi. Questo significa, è possibile quindi capire immediatamente che i vaccini funzionano, dobbiamo insistere, dobbiamo aiutare le persone che ancora non hanno fatto questa scelta a diventare consapevoli che questa è l'unica strada che ci consente di ritornare ad avere una vita normale e dobbiamo farlo tutti insieme. E collegato, Sindaco, è il tema delle manifestazioni No Green Pass. Se ne discute ormai a livello nazionale dopo che la scorsa settimana la Prefettura di Trieste con il Comune e la Regione ha preso la decisione di vietare di fatto alle manifestazioni No Green Pass Piazza Unità d'Italia. Ci sono state decisioni analoghe un po' in tutta Italia, in tutto il Veneto, a cominciare da Treviso. Padova deciderà la prossima settimana. Qual è la linea invece dell'amministrazione comunale di Rovigo? Perché anche a Rovigo ci sono state manifestazioni No Green Pass. Noi abbiamo avuto 3 manifestazioni nella nostra città con numeri tutto sommato molto limitati, non abbiamo avuto nessun problema di ordine pubblico. Abbiamo cercato di garantire il diritto al dissenso, che non ha nulla a che vedere chiaramente con il fatto che con chi abbia ragione o chi abbia torto in questo momento, perché dal punto di vista medico-scientifico è evidente che non c'è discussione. Tutto viene deciso insieme alla Prefettura, insieme alla Questura. Noi ovviamente non siamo d'accordo sul principio di chi esprime questo dissenso, ma in questo momento non ci sono particolari situazioni tali per cui sia necessario impedire situazioni di questo genere. È chiaro che noi monitoriamo nel continuo la situazione, faremo una valutazione come amministrazione comunale insieme alla Prefettura, insieme alla Questura, nel tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, e quindi nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore puntata di questa discussione e vedremo un attimo come procedere. Quindi vi state, diciamo, al momento nessuna stretta, ma sul punto ovviamente vi aggiornerete. Senta Sindaco, adesso la porto nel cuore di una polemica che è montata in questi giorni a livello nazionale, che vede protagonista ancora una volta il noto rapper Fedez, che di fatto nel suo recente video Morire ha di fatto attaccato i sindaci. Fedez ci vuole umiliare, queste le parole che ha utilizzato il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche rappresentante dell'ANCI. Vediamo. Di certo noi il tempo per pisciare contro le persone in difficoltà non lo troviamo, anzi a volte ci dimentichiamo anche di farla, perché sono talmente tante le cose che dobbiamo fare che ci dimentichiamo anche di quello. È il sindaco di Treviso, a nome dell'ANCI e dei primi cittadini che si sentono offesi, a rispondere a Fedez. Nel video del suo ultimo singolo il rapper ha inserito l'immagine di un uomo con fascia tricolore che urina sopra lo stesso cantante steso a terra dopo essere stato brutalmente picchiato. Immagini forti che fanno discutere e non sono state apprezzate dai sindaci che si sono sentiti chiamati in causa. Se c'è un'istituzione dello Stato che è vicina alle popolazioni, e questa è proprio il sindaco, e quindi rappresentare in generale le istituzioni con la fascia tricolore crediamo fortemente che sia irrispettoso nei confronti, e parlo da presidente di ANCI, di quei 585 sindaci che servono la propria comunità, che hanno pianto insieme ai commercianti, che agiscono quotidianamente a favore dell'ultimo. Così Conte si rivolge direttamente al rapper. Quindi l'invito che faccio a Fedez è quello di avvicinarsi al suo sindaco e capire cosa significa fare il sindaco. Ecco che forse avrebbe scelto un'altra figura per rappresentare l'istituzione a livello generale. Sindaco Gaffeo, lei si sente offeso da questo video di Fedez? Beh, chiaramente io sottoscrivo le parole del sindaco Conte, che parlava ovviamente a nome anche dell'ANCI. È chiaro che questo è un messaggio che è sbagliato. Non voglio arrivare a dire pericoloso, perché non dobbiamo nemmeno dare troppa enfasi a un personaggio che sicuramente ha un richiamo mediatico importantissimo, ma che non possiamo certamente confondere con un maître à penser.
Stiamo parlando di un signore che sicuramente ha valutato molto bene prima di procedere alla diffusione di un video con questi contenuti quale sarebbe stata la reazione da parte dei media, da parte di tutte le persone che comunque avevano modo di esprimere le proprie opinioni su tutto questo. Va condannato con fermezza, bisogna che queste cose non accadano, deve essere comunque restituita anche la dignità a chi sta svolgendo un lavoro in prima linea, come Mario ricordava. Noi siamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in servizio, stiamo lavorando in condizioni molto complicate, sono 18 mesi abbondanti che siamo in pandemia e noi siamo stati tra quelli, insieme alle forze dell'ordine, insieme ai sanitari, che hanno cercato di tenere viva una comunità a tratti spaventata, sbandata, che aveva bisogno di informazioni, che aveva bisogno di servizi. Sicuramente non è questo il messaggio che deve essere lanciato. Non possiamo però nemmeno cavalcare troppo le polemiche, perché questo secondo me sarebbe anche in linea con quello che ci si attendeva nel momento in cui quel video lì è stato diffuso. Quindi magari ecco, se si coglie la provocazione, il rischio poi è di contribuire a fare pubblicità, questo è sempre il rischio un po' intrinseco a questo genere di polemiche. Veniamo alle questioni invece serie, Sindaco, perché a proposito di sindaci in prima linea o di sindaci che comunque sono a fianco delle loro comunità, esattamente una settimana fa la città di Rovigo tratteneva il respiro per l'ultimo addio a 3 ragazzi e 3 ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente stradale di fine ottobre a Grignano Polesine, una frazione proprio di Rovigo. Parliamo di Marco Stocco, 18 anni, di Boara Polesine, che era alla guida di quest'auto che vedete nelle immagini. Con lui hanno perso la vita Filippo Bettarello, 17 anni, che abitava con la zia nel quartiere Commenda, e Michaela Zanforlin, anche lui di appena 17 anni, che viveva con la mamma nella frazione di Buso. Un quarto amico, fortunatamente sedicenne, si trova comunque migliorato e fuori pericolo di vita. È una tragedia che ha toccato l'intera comunità polesana. Queste sono le immagini del funerale della scorsa settimana. Perché il sindaco ha trovato l'urgenza di indire il lutto cittadino? Perché il dramma che comunque le famiglie hanno vissuto è un dramma della comunità e quindi era necessario esprimere la vicinanza di tutta la comunità al dolore enorme e straziante che un genitore prova quando accade qualcosa di assolutamente contro natura. Come comunità noi abbiamo il dovere di stringerci attorno alle famiglie, di fornire ovviamente anche risposte, sapendo che il modo per evitare che queste tragedie si verifichino anche in futuro è legato ad un lavoro di squadra in cui i vari pezzi del sistema istituzionale devono lavorare ognuno per le proprie competenze. Noi come amministrazione locale abbiamo dei compiti da svolgere, che sono compiti di tenuta in sicurezza delle strade, sono compiti collegati anche agli aspetti di natura culturale, perché abbiamo bisogno di parlare con i nostri ragazzi, abbiamo bisogno di sentire quali sono le loro esigenze. Su questo come amministrazione abbiamo già cominciato a lavorare da tempo. Quello che è accaduto è difficile esprimerlo a parole. Io quando ho cominciato a fare questo lavoro non avrei mai pensato di essere nelle condizioni di dover indire un lutto cittadino. È una cosa che veramente ha colpito tutti e come comunità siamo veramente distrutti. Allora, signora Romina, in molti quando è successa questa tragedia hanno ricordato la tragedia così soprannominata poi dei 4 angeli a Jesolo 2 anni fa a luglio, tragedia nella quale perse la vita suo figlio Riccardo Laugeni, anche lì 4 giovani vite spezzate. Noi ci siamo sentiti nelle ore immediatamente successive a questo incidente ed è una ferita che si riapre sempre. È una ferita che si riapre sempre ma non si chiuderà mai. Io chiedo e spero che il sindaco porti la mia solidarietà a queste 3 famiglie, perché
come mamma le capisco e come mamma so che bisogna lentamente imparare a sopravvivere, perché questa ferita non si chiuderà mai. Mi hanno insegnato a sopravvivere portandomi dietro sempre un cerottino, perché ogni tanto si riapre e si deve disinfettare e andare avanti. La cosa bella che ha detto il sindaco, e ha pienamente ragione, io l'ho riscontrata anche a Musile e a San Donà, dove appunto è stato fatto il funerale, appunto. Sì, è vero. Quando tocca questo, tocca a tutti quanti, ed è bello vedere la vicinanza appunto del cittadino, del primo cittadino, del sindaco, stare vicino, confortare, cercare di trovare delle parole giuste, perché non ci sono parole giuste se non si vive questa esperienza. Però avere le istituzioni che insieme, io vedo anche con Musile, con il sindaco Silvia Susanna, con il sindaco Andrea Cereser, stiamo lavorando appunto per sensibilizzare, per far capire ai nostri giovani che ci si può divertire, ma far capire che abbiamo in mano una cosa molto importante, che è la nostra vita. Ma se non amiamo la nostra vita, almeno rispettiamo quella degli altri. Ed è una battaglia che noi lo sappiamo, io continuerò a portarla avanti per evitare. La sicurezza delle strade sì, è giusto, è principale, però ci vuole anche tanta forza, tanta unione per arrivare al punto più alto, che sono le istituzioni, il governo, nel modificare, io dico, alcune leggi, nel mettere e di cercare di venire incontro anche a delle piccole associazioni che da sole non possono farla, e neanche da soli, collaborando con tutta la buona volontà da parte dei sindaci, non possono arrivare a fare tutto quanto. Quindi evitiamo altre stragi. La cosa che mi dispiace, e appunto do ragione al sindaco che ha detto una cosa molto importante prima, sui giornali o anche noi alimentiamo certe cose, cerchiamo di non alimentare sempre le cose brutte, ma beveva, ma qua, ma là, lo sappiamo, cerchiamo di arrivare a mandare dei messaggi ai ragazzi. Al nocciolo della questione, diciamo. In un altro modo, dobbiamo imparare un po' a parlare un po' come loro, perché altrimenti non si cambia. Perché poi ogni storia è a sé stante. Sì. E poi giudicare, cosa si giudica? Quando, ecco, l'importante è non abituarsi, non arrivare a quelle immagini che abbiamo visto anche prima. Questi funerali, no? Che sono la copia sempre uguale, no? Bare bianche, palloncini bianchi, invece è lì che dobbiamo andare a incidere, no? Sì, anche perché dopo lì si chiude, ma le famiglie non chiudono. Questo è il tema, e da qui l'importanza di avere le istituzioni a fianco. Accanto, sì. E lei diceva, Romina, non soltanto è una questione di infrastrutture, che ci siano strade pericolose, lo sappiamo tutti, insomma. Io dico sempre. Però è una questione culturale. Sì, infatti bisogna incominciare ad arrivare a cercare di far capire, ma anche non solo ai giovani, perché noi diamo sempre colpa ai giovani, si sa, tutti ci divertiamo, ma cerchiamo di divertirci in una maniera giusta e cerchiamo anche noi adulti di trasmettere dei messaggi importanti, perché io dico sempre, ma noi adulti quando usciamo a divertirci con gli amici rinunciamo al bicchiere di birra se dobbiamo guidare? No. Non ci credo, perché se qualcuno mi dice di sì, lo vado a trovare subito. Non ci credo. E dice quindi, non è una questione solo generazionale, tra l'altro. È un po' di tutti, cioè tutti insieme, collaborando insieme. E la cosa che io ritengo opportuno sia sensibilizzare all'interno delle scuole. Messaggi, anche tramite piccoli giochi che possono arrivare con delle sensibilizzazioni nel far capire ai ragazzi che ci si mette in macchina, a piedi, perché gli incidenti non sono solo in macchina, possono essere a piedi, anche adesso con questi monopattini, sono anche questi pericolosi, perché io ne vedo. Collaboriamo insieme ed entriamo, dialoghiamo con questi nostri ragazzi, ma dialoghiamo anche con gli adulti. Due realtà diverse, due modi di parlare diversi.
trovare un linguaggio comune. Sì. E a comprovare quello che dice poi la signora Romina c'è la cronaca delle scorse ore. Vi faccio una carrellata partendo dal tragico incidente stradale che si è registrato in A4 poco dopo le 14:30 sull'autostrada appunto Serenissima all'altezza del casello di Soave in direzione Venezia. Lo schianto ha visto coinvolti ben 5 mezzi e un automobilista di 75 anni ha perso la vita. Sul posto il SUEM e i vigili del fuoco. L'autostrada è stata chiusa poi in direzione est, oltre 12 km di coda. Questo in A4, e sappiamo quanto l'A4 sia una strada molto critica, soprattutto nella parte del Veneto orientale. E a proposito di Veneto orientale, ieri mattina un uomo di 91 anni, Severino Bozzatello, ha perso la vita a Caorle sulla sua Apecar. Si stava immettendo da una via laterale nella strada principale e qui appunto è stato travolto da un camion. Poi nel pomeriggio, queste le immagini, siamo a Spinea dove un uomo di 72 anni è stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta all'altezza della rotonda della fossa. Questo nel veneziano, ma vi mostro anche queste immagini che arrivano da Treviso. Sono immagini trasmesse dalla polizia locale di Treviso, guidata da Andrea Gallo, dal comandante Gallo, che ha definito quanto successo una bomba a orologeria. Lo vedete, un autotreno in balia, in completa balia del camionista ubriaco, un mezzo da 44 tonnellate che, se avesse impattato con altre auto, avrebbe potuto provocare una vera e propria strage. Invece fortunatamente dopo lo zig-zag sulla careggiata ha finito la sua corsa invadendo una strada sterrata, una laterale di via Alzaia in piena Restera. Parliamo di un luogo, lo sanno bene i trevigiani, frequentatissimo. La manovra del conducente, un 63enne serbo, ha comunque bloccato la circolazione per ore in quel tratto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale e il serbo aveva un tasso alcolico di 2,4, quindi siamo a 5 volte il livello consentito. Sindaco Gaffeo, di fronte a queste immagini, un amministratore locale che cosa prova? Beh, prova rabbia chiaramente, perché io sottoscrivo le parole della signora Romina, su cui poi magari vorrei aggiungere alcune considerazioni personali. Noi abbiamo la necessità di garantire la sicurezza, indipendentemente dalla fascia d'età, di chi si trova ad usare un mezzo che in alcune condizioni può diventare una vera e propria arma. E quindi serve una consapevolezza che è una consapevolezza che va al di là della maturità collegata alla giovane età o all'età un po' più adulta. Molto spesso siamo portati a non renderci conto di quanto pericoloso può essere uscire su una pubblica strada con un'auto, in questo caso addirittura con un camion, senza essere nelle condizioni psicofisiche e attitudinali in grado di garantire la sicurezza propria e la sicurezza degli altri. Dobbiamo ovviamente lavorare sodo, i sistemi di controllo che sono in capo alle forze dell'ordine sono una delle risposte, ma poi la risposta, e qui torno nuovamente a quello che diceva la signora Romina, è una risposta di natura culturale. Guardi, sicuramente le immagini che voi avete mostrato delle esequie dei 3 ragazzi di Marco, di Michael e di Filippo hanno colpito molto. C'erano circa 3.000 persone che per una città piccola come Rovigo erano veramente un numero molto elevato. Quello che mi ha colpito molto però è stato quello che è successo la sera. È stata organizzata una fiaccolata in maniera assolutamente spontanea da parte di un gruppo di mamme ed è stata organizzata nel giro di pochissime ore. Non ci si aspettavano grossi numeri. Noi abbiamo avuto circa 1 migliaio di persone che hanno partecipato a quella fiaccolata, tra cui tantissimi giovani. Giovani tra i 16 e i 19-20 anni che normalmente durante la settimana, durante la giornata sono quasi invisibili per chi fa il mio mestiere.
sono usciti quei ragazzi, hanno deciso di farsi vedere anche da persone adulte, di cominciare a parlare anche con le persone adulte. Questa secondo me è una chiave di volta, non è l'unica chiaramente, ma è una delle chiavi di volta per cercare di fare in modo che cose di questo genere non accadano più. Abbiamo la necessità di coinvolgerli, non solo di responsabilizzarli. Credo che i sermoni servano molto a poco. Abbiamo la necessità di coinvolgerli. Quello che noi stiamo cercando di fare è andarli a trovare nei loro luoghi di aggregazione senza proporre loro cose che non siano in linea con le loro attitudini, con le loro esigenze, con quello che loro trovano divertente. Lo stiamo cercando di fare nei luoghi che in questo momento sono un po' il luogo del disagio, dove magari si ritrovano anche delle compagnie di ragazzi che hanno qualche piccolo atto di natura vandalica e quindi provocano anche qualche frizione con i residenti. È un lavoro lungo, un lavoro che però noi non possiamo esimerci dal fare, sapendo che abbiamo la necessità di parlare un linguaggio che questi ragazzi trovino interessante. E qui, Sindaco, altrimenti... Vediamo le immagini, le sto prendendo da Polesine 24, dalla Voce di Rovigo, le immagini di questa fiaccolata davvero oceanica e tanti ragazzi, perché questo è il punto. Esattamente. E noi dobbiamo esserci sapendo che per parlare con loro bisogna parlare la loro lingua, non possiamo pensare di dare giudizi e basta, abbiamo la necessità di coinvolgerli con dei linguaggi che loro siano in grado di capire, con delle attività che loro trovino interessanti. Oggi pomeriggio, per esempio, come amministrazione comunale abbiamo sponsorizzato un'attività che viene svolta da delle associazioni che operano sul territorio di quella che viene chiamata Photo Voice, quindi un coinvolgimento assolutamente spontaneo da parte di un gruppo di volontari che si mette a disposizione negli stessi luoghi in cui questi ragazzi si trovano, per far vedere loro come si può esprimere la propria gioia, il proprio disagio, la propria voglia di comunicare attraverso le foto. Ognuno di noi ha un cellulare in tasca che scatta foto. Provare a parlare con un fotografo professionista che ti spiega come una foto sia in grado di trasmettere quello che tu pensi può essere un modo interessante di agganciarli. È un esempio, ma è un esempio che può essere declinato in molti modi diversi. Come amministrazione stiamo cercando di fare la nostra piccola parte. Ed è una modalità comunque importante e partecipazione attiva, quella che appunto invocava poco fa anche Romina. Sì, infatti io è questo che chiedo. Quello che appunto ha detto il sindaco, vorrei che tutte le amministrazioni comunali facessero queste cose, perché parlare con il nostro linguaggio non ci si arriva ai ragazzi, e dargli sempre più cariche, colpe, facciamo solo che danni. Quindi cerchiamo di comunicare con loro in altri modi, come quello che ha appena detto il sindaco è una cosa bellissima. Coinvolgiamoli sti ragazzi, perdiamo 5 minuti ad andare lì, se fanno dei danni andiamo lì, spieghiamogli qualcosa che anche è sbagliato. Penso che loro magari una volta saranno in 5, la seconda volta saranno un po' di più, però loro hanno bisogno di capire che le istituzioni e anche altre realtà gli sono vicini, li comprendono, non solo le accusano, ma ha bevuto, ma ha fatto questo. Cerchiamo di collaborare, appunto, come ha detto il sindaco, e questa iniziativa a me piacerebbe appunto che venisse fatta anche sugli altri comuni, perché è una bella cosa coinvolgere i ragazzi, stare in mezzo con loro, è bellissimo. Ecco, sindaco Gaffeo, le dico, Romina è sempre molto attiva, sta coinvolgendo tutti i comuni del Veneziano, del Trevigiano, anche da. Sono arrivata anche a Roma. È arrivata anche a Roma, poi ne parleremo, perché a Roma fisicamente ci è arrivato anche Dan, quindi diciamo che potrebbe contattare anche il comune di Rovigo. Ma io dico sempre che quando si deve abbattere un muro, se si uniscono le forze, lo si abbatte insieme e si può anche ottenere un buon risultato. Se uno vuole farlo da solo ci vuole tanto tempo. Allora, uniamo le forze, che non è importante chi lo fa per primo, chi gli va il merito, sono i nostri giovani, il nostro futuro e i vostri futuri votanti, perché noi
ormai siamo abituati, ma se noi non dimostriamo fiducia e non diamo qualcosa ai ragazzi che credano alle istituzioni, a quello che fanno, li allontaniamo invece di avvicinarli, e questo è peggio. Allora, io Sindaco Gaffeo la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, grazie al Sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, buon lavoro, e facciamo grazie così, mille, vedo... Arrivederci, grazie. Vedo già in linea il comandante della Polizia Locale di Conegliano, Claudio Malamace. Buongiorno comandante. Buongiorno. Poi ecco, grazie a tutti verremo fra pochissimo. Verremo fra pochissimo da lei perché ho una pausa pubblicitaria, poi ritorniamo sui fatti di Conegliano perché sono emblematici. Quella donna investita sulla pensilina da parte di un 41enne che poi è risultato positivo alla cocaina. A fra poco. Ritorniamo in studio, in diretta per parlare di sicurezza stradale. La cronaca, lo abbiamo visto prima, nelle ultime ore ci ha dato troppi spunti. Uno dei più eclatanti riguarda Conegliano, perché giovedì sera a Conegliano c'è stato un fatto davvero pazzesco, perdonatemi il termine, ma non ne trovo altri. Un uomo di 41 anni, albanese, residente a Vittorio Veneto, era a bordo della sua Peugeot quando è andato a sbandare lungo via Einaudi, queste le immagini, e ha travolto una pensilina del bus. Qui c'era una ragazza di 28 anni incinta che è stata letteralmente travolta a sua volta da questa folle corsa che poi è proseguita perché l'uomo in questione non si è fermato a prestarle soccorso. Una corsa che è finita poi a Susegana perché quest'uomo ha portato la macchina da un carrozziere e si è allontanato a piedi. Qui è stato braccato in tempi record dalle forze dell'ordine, in particolare dalla polizia locale guidata da Claudio Malamace, che è collegato con noi. Comandante, buongiorno di nuovo, ed è andata esattamente così. Sì, esatto, è andata proprio così. Diciamo che c'è stata una sinergia fra tutte le forze dell'ordine, perché ricordo che hanno partecipato attivamente anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, e grazie a questo coordinamento che in poco tempo siamo riusciti a identificare l'autore dell'investimento. Ecco, poi lo avete portato al pronto soccorso perché era in condizioni, diciamo, un po' alterate, e al primo drug test è risultato positivo alla cocaina. Sì, diciamo che già avevamo alcuni presupposti per indurre il personale a capire che la persona era in una situazione psicofisica alterata, in quanto la sintomatologia del soggetto che faticava a stare in piedi faceva presumere l'assunzione sicuramente o di alcol o di sostanze stupefacenti. Quindi è stato sottoposto a dei test preliminari sia per quanto riguarda l'alcol che gli stupefacenti, e in particolare è risultato positivo all'assunzione di cocaina. Dopodiché naturalmente il laboratorio di tossicologia forense farà il suo per capire la concentrazione di principio attivo e quanto effettivamente la persona potesse essere in condizioni non idonee a condurre un veicolo. Certo, e aggiungiamo poi un altro tassello, forse il più grave, che prima mi sono dimenticato. Questo soggetto viaggiava senza patente perché gli era stata sospesa esattamente un anno fa dopo aver provocato un incidente con feriti e dove era risultato tra l'altro positivo all'alcol test. Sì, infatti, sempre diciamo in zona, i carabinieri di Conegliano l'avevano fermato l'anno scorso in conseguenza di un incidente stradale, tra l'altro con lesioni particolarmente gravi, per cui è stata poi sospesa la patente non soltanto per le lesioni che ha provocato in seguito all'incidente stradale, ma anche perché in quell'occasione era alterato in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. Quindi diciamo che è una persona
una persona recidiva e non dovrebbe succedere, però purtroppo ancora oggi vediamo che questi casi si registrano e allora forse bisogna un attimino pensare un po' prima, quindi rivedere un attimino le norme per quanto riguarda l'aspetto delle misure di sicurezza, di prevenzione, affinché casi del genere non si verifichino più. Ecco, ieri ci siamo visti, comandante, lei stesso ha detto spesso abbiamo le armi spuntate, gli inquirenti, la stessa procura per procedere poi fattivamente nei confronti di queste persone. Sì, infatti in un'occasione del genere ricordo che per la fuga e l'omissione di soccorso, e quindi già soltanto per questo, è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Però attenzione, è facoltativo e soprattutto se poi la persona non deve essere detenuta per altra causa, significa che il giorno dopo con il processo con rito direttissimo viene fatta la convalida dell'arresto e dopodiché la persona viene di nuovo rimessa in libertà e quindi può continuare a compiere degli illeciti penali della stessa indole, se non addirittura più gravi. E questo... Quindi bisogna agire prima della risposta punitiva, perché la risposta punitiva ha il suo tempo ed è giusto che sia così. Bisogna pensare a qualche istituto ancora prima della pena effettiva per contenere questi episodi. E questo lo sa bene Romina, perché appunto ricordiamo che l'incidente che costò la vita ai 4 angeli nel luglio 2019, quindi anche al figlio di Romina, è stato provocato da un pirata della strada che poi... Che non si è fermato, non li ha soccorsi, li ha lasciati annegare. Questo è la verità, non posso nascondere. Dopodiché è stato portato dentro e siccome il PM ha ritenuto opportuno, avendolo ascoltato, lo ha rimesso immediatamente, neanche penso mezza giornata, che a prescindere io capisco molto bene il comandante dei vigili, perché appunto io sono la moglie di uno dell'Arma, delle forze dell'ordine, quindi so che molte volte si dà la colpa, ma loro sono proprio legati con le mani. Io sono concorde con, appunto, come diceva prima anche il signor Andrea, le leggi bisogna cambiarle, perché quell'assassino di 4 ragazzi e di una quinta vittima, perché anche se è stata salvata però è sempre una vittima, messo agli arresti domiciliari con un rito abbreviato, dato solo 8 anni, cioè, cambiamo qualche legge. Incominciamo a cambiarla e lasciamo un po' più di spazio anche a queste forze dell'ordine, a tutti quanti, di poter lavorare, altrimenti non concludiamo niente, rischiamo di fare ancora di più come ha fatto questo. E diciamo anche, Romina, lei e poi questo ragazzo che ha ucciso suo figlio se lo ritrova molto spesso davanti. Questa è un'altra cosa di cui combatterò adesso e cercherò anche di fare delle raccolte firme, che non riguarda solo l'assassino di mio figlio, per carità, non è questo il problema, e dei suoi amici. Teniamo presente di non metterlo dove ci sono le vittime, perché fa male, lo dice una mamma, vederlo in terrazza e tu devi andare in cimitero a salutare tuo figlio e ti chiedi, lui ha il freddo, l'altro ha il caldo. Comandante, di fronte a queste parole forti della signora Romina, è quello che lei intendeva sostanzialmente? Sì, diciamo che la risposta punitiva da parte del Parlamento, del Governo, anche su impulso di alcune associazioni, è arrivata quando è stata varata la legge sull'omicidio stradale. Però è una legge che poi comunque è stata molto criticata anche dagli organi della magistratura, perché ci sono delle implicazioni dal punto di vista procedurale che non rendono facile il lavoro, non soltanto da parte delle forze dell'ordine, ma soprattutto dalla magistratura, e mi riferisco alla magistratura inquirente, quindi il pubblico ministero.
Diciamo c'erano già delle norme, bastava soltanto creare delle aggravanti che fossero più incisive. Ecco, la mia riflessione è questa: non bisogna varare le leggi sull'onda emotiva, quindi farle soltanto con la pancia, bisogna ragionarle. E quindi è per questo che insisto non soltanto su una pena che possa essere esemplare, perché prima di arrivare alla pena passa troppo tempo e quindi queste persone sono libere di continuare a commettere dei delitti. Quindi bisogna agire un po' prima e cercare di fermarli. Certo, naturalmente con tutte le garanzie che ci sono e che il nostro ordinamento naturalmente riserva alle persone, anche se in un certo senso sono delle persone che commettono dei crimini. Comandante, ritornando ai fatti di giovedì sera, lei è ritornato a parlare con il marito della donna, ci sono degli aggiornamenti per caso? Allora, l'unico aggiornamento che è positivo è che diciamo, la ragazza, che ricordo era incinta di 6 settimane, anzi è incinta di 6 settimane, per fortuna diciamo, la gravidanza può continuare, perché inizialmente i medici erano un po' scettici visto il violento impatto e quindi le probabilità di interruzione della gravidanza erano molto alte, mentre con il trascorrere del tempo è stata tenuta naturalmente in osservazione, si è stabilizzata e quindi la gravidanza per fortuna sta continuando, altrimenti sarebbe stata una tragedia sulla tragedia, ecco, scusate il bisticcio di parole. Assolutamente, e appunto ieri fortunatamente è arrivata questa bella notizia sul tardo pomeriggio che ha diradato un po' le nubi attorno a questo incidente. Tra l'altro la ragazza abitava lì vicino appunto con il marito e l'altro figlio in un condominio proprio a 50 metri, quindi anche il marito ha assistito di fatto in diretta a quello che stava avvenendo. La cosa però positiva, mi corregga se sbaglio comandante, è che comunque la comunità di Conegliano, di Via Einaudi, è intervenuta subito a prestare soccorso. C'è stata una mobilitazione. Sì, infatti un plauso va anche a loro, perché le segnalazioni che sono arrivate alle centrali operative erano puntuali e precise, e quindi le abbiamo potute riscontrare anche grazie al sistema di videosorveglianza e di lettura targhe e ricostruire tutto il percorso che ha fatto il veicolo per poi arrivare all'incidente e successivamente anche alla carrozzeria dove poi abbiamo rinvenuto il veicolo. Ecco, devo dire che a Conegliano c'è un forte senso di rispetto verso le istituzioni, quindi la gente è veramente collaborativa e di questo naturalmente noi ne traiamo beneficio. Dico sempre che non bastano le telecamere, che comunque è un occhio freddo, servono anche le persone, quindi questa diciamo, sicurezza partecipata da parte della cittadinanza e finora insomma, ha risposto sempre in maniera positiva, e questo è un grande senso di civiltà, quindi il senso civico dei coneglianesi, ma penso anche insomma, agli altri territori della Marca, sia veramente molto elevato. Comandante Malamace, grazie davvero per questa sua testimonianza, le auguro buon lavoro. Grazie. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie quindi al comandante della Polizia Locale di Conegliano, Claudio Malamace, e adesso veniamo a lei, Andrea Danna, reduce da un viaggio che abbiamo raccontato, che abbiamo anche anticipato, abbiamo anche lanciato come emittente. L'avevamo soprannominata il Forrest Gump della sicurezza stradale e poi questo titolo ce l'hanno un po' copiato un po' tutti, ma va bene benissimo così. Chi ha visto il film ricorda bene che il tenente, quello privo di gambe che arrivava dal Vietnam, era il tenente Dan, per cui in qualche modo era giusto ricordare anche questo. Ecco, allora facciamo un passo indietro. Lei a fine agosto è stato nostro ospite di lunedì, poi il martedì da Piazza dei Signori, eccolo qua, scortato dalla polizia locale, dalla provincia, vedo il comandante Andrea Gallo, c'era Alessandro Manera, l'assessore per il comune, la sindaca di Quinto, la Sartori, c'era anche il prefetto. Lei è partito per questa marcia a piedi verso Roma,
per sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale, l'uso dell'airbag per i motociclisti, l'uso corretto del monopattino. Qui la vediamo con Tajani, se non sbaglio ha incontrato anche Salvini, Letta, quindi tutto l'arco costituzionale è stato scortato dai Boy Scout sull'Appennino tosco-emiliano, ha incontrato i sindaci, è stato anche ospite protagonista di un pomeriggio a Palazzo Vecchio, sede del comune di Firenze, poi è arrivato a Roma a piedi. E qui a Roma ha avuto la grande soddisfazione, che abbiamo raccontato in diretta anche lì, di assistere all'Angelus del Papa, che le ha dedicato appunto delle parole importanti. E poi c'è questo, che prego la regia di mostrare, che è a corollario, diciamo così, di questa esperienza, una lettera firmata dal Premier Mario Draghi, di suo pugno, che dice: gentile dottor Dan, ho preso del viaggio che ha intrapreso verso Roma e della terribile perdita che ha subito, per la quale le esprimo il mio profondo cordoglio. Parliamo, Dan, ovviamente della perdita di sua figlia a fine anni 90. Ogni anno troppi italiani perdono la vita, dice Mario Draghi, in incidenti stradali. L'andamento è particolarmente preoccupante per quanto riguarda i casi che coinvolgono i ciclisti. Le assicuro che la questione è all'attenzione del governo e che abbiamo già previsto degli investimenti sulla sicurezza stradale. Ringraziandola per il lavoro di sensibilizzazione che sta portando avanti, le porgo i miei più calorosi saluti. Mario Draghi. Quindi lei ha coinvolto tutti in questi 2 mesi a piedi? È stato un cammino, dico, sotto un profilo positivo, per capire anche com'è fatta l'ambiente, com'è bella lo stivale, l'Italia, la flora, la fauna. Io volevo invitare anche i ragazzi, i giovani che sono chiusi in casa da questa pandemia, di iniziare a prendere il proprio cellulare, il proprio smartphone, il proprio PC, metterlo in uno zaino, portarselo dietro, ma iniziare a camminare, iniziare a vedere la natura, gli animali, i sentieri, iniziare a vedere i fiumi, iniziare a vedere ciò che ci può dare la natura. Io volevo cogliere anche questa occasione per iniziare a parlare anche di pandemia stradale, perché abbiamo dei dati che sono spaventosissimi. Ne dico solamente alcuni. Negli ultimi 3 mesi, agosto, settembre, ottobre, in Italia abbiamo avuto 190 motociclisti morti il fine settimana. Abbiamo avuto 59 ciclisti e ben 16 bambini che non fanno più parte della famiglia, ma sono anche dei costi sociali. Mi permetto, gli ultimi dati Istat sono del 2019, 3.173 morti sulla strada, significa una media di 9 morti al giorno. Ultimamente sentivo parlare di incidenti del lavoro, 6 vittime alla strada, sul lavoro ce ne sono ben 9 per quanto riguarda le infrastrutture. Da un altro dato che sembra sconvolgente, però in Italia ogni anno abbiamo, l'anno scorso, nel 19, 241.384 feriti, significa che 241.000 uscite dell'ambulanza sono dovute agli incidenti stradali. È un bollettino di guerra e lo abbiamo raccontato quest'estate. Esatto. Dati ONU, 1.350.000 morti, 53 milioni di feriti. E poi appunto quest'estate c'è da dire che abbiamo registrato un ulteriore aumento, e questo ce lo hanno confermato anche i sanitari, per esempio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, un aumento dell'incidentalità e anche dei posti letto occupati nelle terapie intensive. Quindi tanti fattori, anche il clima di euforia del post-pandemia, comunque del post-periodo di restrizioni che ha portato magari tanti giovani sulla strada, perché i fattori sono sempre tantissimi. Ma quest'estate veramente, Romina, abbiamo assistito comunque a un'escalation. Sì, infatti io concordo con quello che ha detto Dante. Pandemia Covid, pandemia incidenti stradali. Basta, mettiamoci davvero d'impegno. Io concordo con lui nel portiamo fuori questi ragazzi, facciamo qualcosa, facciamo vedere e sensibilizzare qualcosa di importante. È vero, ci sono macchine, biciclette,
monopattini, ma come parlavamo prima, ci sono anche delle leggi da poter cambiare, devono cambiare alcune cose, non si può, l'istituzione può fare fino a lì, ma se uniamo tutte le forze, tutti insieme, dobbiamo arrivare a cambiare delle cose che sono importanti. Non si può lasciare una persona che ammazza o che beve e lasciarla dopo fuori libera dopo 10 minuti, o come quel fatto che è successo a Roma di quello che ha ammazzato le 2 ragazze e adesso è libero. Cioè, questo qua fra un paio di mesi, un mese neanche, meno, beve ancora e farà la stessa cosa. Allora io non condanno, lei lo sa come la penso, perché io sono una mamma un po' strana, perché dico certo, dentro di me non sono gli anni che mi daranno mio figlio, cioè anche se questo che l'ha uccisi non sono i 10, i 20, i 30, la morte, non è quello che mi daranno, è il futuro. Il futuro bisogna cominciarlo a cambiare, uniamo le forze, mettiamo in sicurezza, camminiamo, andiamo a vedere i posti, guardiamo, anche i ragazzi. Io per esempio sarei una di quelle che c'è una strada poco sicura, bene, mi prendo alcuni ragazzi insieme alle istituzioni, come ha detto appunto il sindaco di Rovigo, andiamo a vedere le strade, andiamo a vedere che c'è qualcosa di bello, allora insieme portiamo la voce alle istituzioni, alle amministrazioni, diciamo guardate che lì c'è un bel parco, però ci sono incidenti perché dobbiamo mettere la strada in sicurezza, quindi basta, non può crescere sempre questi numeri. Assolutamente. E la maggior parte giovani. Quello che sono sconvolto in questo mio cammino verso Roma, che nel frattempo che facevo questo cammino è partito anche quel referendum di legalizzare le droghe leggere alla guida. Alla guida, cioè, bisogna ricordare che l'auto è un'arma, è come dire che un cacciatore può andare sotto effetti di stupefacenti. Anzi, oltre a questo sono deluso, sono preoccupato più che deluso del lavoro che sta facendo questa settimana la 9ª commissione dei trasporti sia della Camera che del Senato. Si parlava di patentino per quanto riguarda il monopattino. No, l'unica cosa che faranno nel cambiamento del codice della strada è di abbassare da 25 a 20 all'ora la corsa del monopattino. E come si ricorda ci sono tanti che hanno anche i monopattini toccati. Non ho sentito parlare di catarifrangenti, non ho sentito parlare di codificazione, di codificare la persona che guida, non ho sentito parlare, in caso un monopattino ammazza una persona, chi è che va a aiutare quella famiglia sotto un profilo assicurativo, sotto un profilo economico? Cioè, dove sono i fondi? Cosa sta facendo ora come ora il governo italiano? Però mi permetto, anche il genitore che lo compra il monopattino, che sa il rischio. Ci sono stati dei finanziamenti proprio anche pubblici dalla parte, diciamo, della Camera dei Deputati per il monopattino e ci si è dimenticati per quanto riguarda chi fa uso del monopattino, per cui bisogna iniziare a avere un codice della strada con delle regole molto precise. Allora, entrambi non mollate mai e ci sono ulteriori iniziative in programma. Romina, per i primi di dicembre cosa state organizzando? Intanto innanzitutto, appunto, come la terza domenica di novembre, appunto faremo una messa, la faremo il 19 a Portoguaro. E poi il 4 di dicembre, sempre a Portoguaro, ci sarà una sensibilizzazione, faremo un piccolo evento, appunto come parlavamo, su tutte queste dinamiche, però abbiamo coinvolto come associazione anche i gestori di discoteche, di bar e di tutte queste cose, perché anche loro un po' hanno una piccola voce in capitolo. Ti do da bere, ok, però certe volte anche dire di no non fa male, è giusto, penso che è meglio bere, ricevere 5-10 euro domani in più che
vedere invece sul giornale è morto perché ha bevuto e arrivederci e grazie. Quindi anche lì. Poi avremo delle iniziative, una bella cosa che faremo, penso a Mosile e dopo anche da altre parti, è una caccia a tesoro che verrà fatta con i bambini delle scuole elementari, delle scuole medie, nel far capire, collegando, come ha detto Dante, la natura, proprio il paese nel cercare di capire, e i segnali, cioè entrambe le parti. Perché devo calpestare e devo scendere a piedi per non rischiare la vita, ma nello stesso tempo mi viene spiegato anche che cos'è l'importanza di quel valore, di quel che posso rischiare di andare addosso e di morire. Un'esperienza, diciamo così, totalizzante, che riguarda tutti un po' gli aspetti del... L'idea sarebbe questa, e poi continuerò a cambiare, a modificare le mie leggi. Non è che posso cambiarle e modificarle, però mettiamo le cose giuste. Mentre Andrea Danna la prossima settimana... Questa mattina ho avuto, diciamo, notizie da parte di autorità, enti locali, provinciali e regionali che già la prossima settimana ci daranno manforte per dare un colpo ai reni, come si suol dire, al governo, per poter promuovere quei fondi dal Recovery Fund per gli airbag dei motociclisti. Il 21 novembre è la giornata mondiale per quanto riguarda le vittime e la strada. Se il Premier Draghi non abbiamo risposte in merito della sua lettera entro il 21, ci organizzeremo poco dopo per un secondo cammino. Se Roma politicamente non risponde, partiremo da un'altra capitale d'Italia, la capitale precedente. Lo faccio volentieri. Parto da Torino, passando per la Francia andremo a Bruxelles e chiederemo lumi dalla Commissione europea. Speriamo di non arrivare a tanto, insomma, speriamo che arrivi un cenno. La sento un po' disillusa Romina, però insomma si va avanti in qualche maniera. Ma noi non ci arrendiamo mica. Benissimo. Siamo qua. Allora, grazie Andrea Danna, grazie come sempre a Romina Ceccato, genitori quindi in prima linea per la sicurezza stradale, ma di genitori parleremo anche dopo la pubblicità di quello che un genitore può fare per difendere la memoria del figlio e non solo la memoria. Davvero rimanete con noi perché abbiamo ancora tante storie da raccontarvi. Tra l'altro vi do un aggiornamento, non riesco a scaricare il video, ma poco fa abbiamo parlato con il sindaco Gaffeo di Fedez e del video di Fedez che tanto sta facendo discutere, e poi le parole del sindaco di Treviso che avete sentito con quel messaggio rivolto direttamente a Fedez. Ebbene, Fedez è uscito con una storia su Instagram, sono quasi 13 milioni i suoi follower, dove appunto cita il servizio di Antenna 3 e risponde di fatto al sindaco Conte, non in maniera lusinghiera. Tra l'altro dice Fedez: questo sindaco ha detto che non ha tempo per fare la pipì sui propri cittadini, virgolettato di Fedez. Insomma, ne sentiremo delle belle su questo punto, ma insomma non mi pare che Mario Conte abbia detto questo, però insomma c'è questa risposta che infiammerà sicuramente il dibattito a livello politico. Certo, sarebbe bello, e questo lo dico senza polemica, vedere un influencer così importante che appunto appoggiasse anche le vostre battaglie, no, sulla sicurezza stradale. Sarebbe bello avere, e lo dico senza polemica, sarebbe bello Fedez o chi per esso, insomma. Se in qualche modo si può far sentire per mezzo alla vostra emittente e vedere se in qualche modo possono mandare dei messaggi culturali sul cammino alla vita. Cammino alla vita. Bella questa espressione, ci lasciamo con questa. Adesso il meteo, la pubblicità e ancora tante storie di genitori che lottano per i figli. A fra poco.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Una perturbazione coinvolge il centro-sud. Il nostro territorio per ora resterà ai margini di tale circolazione instabile e il tempo si manterrà buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 6 novembre ci mostra un contesto del tutto tranquillo. Avremo infatti un ampio soleggiamento e un cielo sereno o poco nuvoloso. Sarà possibile qualche addensamento ma senza ulteriori conseguenze. Venti moderati nord-orientali, temperature stazionarie o in locale lieve variazione, minime tra 2 e 10 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevale il sole, sarà asciutto e stabile dappertutto, il cielo sarà limpido o velato. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una splendida giornata soleggiata e senza piogge, il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto del nord-est. Vi parlavo di genitori sempre in prima linea. Qui con me c'è già il nuovo ospite, Ivan Scremin. Buongiorno, dopo parleremo della sua scommessa, della sua associazione e di quello che state portando avanti per tutti i giovani della Marca e del Veneto. È una realtà molto interessante, ma prima però mi dicono che sia pronta da Asiago la nostra Erinda Chitezza per fare il punto di una stagione invernale alle porte, altopiano di Asiago, montagna veneta DOC. Ecco, la vedo pronta proprio dal cuore di Asiago. Erinda, a te la linea. Buongiorno Cristian e buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Siamo ad Asiago, una splendida giornata, temperature ancora miti e siamo qua proprio con l'assessore al turismo per parlare come la città si sta preparando alla stagione invernale. Buongiorno assessore, grazie per il suo tempo. Quindi come si sta preparando Asiago ad accogliere i turisti per questa stagione invernale? Buongiorno a tutti, intanto Asiago viene da una stagione estiva e una stagione autunnale molto importante. Ci siamo organizzati già da tempo con il protocollo Destinazione Città Sicura e quindi abbiamo messo in campo tutte quelle buone regole, buoni comportamenti da parte dei commercianti e del distretto del commercio per sostenere appunto le aperture e dare ampio respiro al tessuto commerciale e turistico asiaghese e topianese. Siamo nell'autunno, in questo autunno dove molte attività per destagionalizzare, quindi aumentare il flusso turistico, sono state messe in campo delle attività nei vari weekend, non ultimo il centenario di Mario Rigoni Stern per celebrare ovviamente la nascita del nostro scrittore e abbiamo costruito attorno alla destagionalizzazione quell'importante percorso per valorizzare e portare sempre più gente in altopiano. Quindi vi state, la pandemia tra l'altro può preoccupare, può spaventare specialmente con l'aumento dei casi e dei contagi. Voi come vi state appunto adoperando? Che mezzi adopererete per cercare di prevenire i contagi da coronavirus? Ma con le disposizioni governative
adottando ovviamente come fanno tutti i comuni d'Italia e mettendo in campo le buone regole, appunto come le dicevo, legate alla frequentazione degli ambienti, quelli più affollati, più considerati pericolosi. Io credo che ci sia già nella cultura della gente e nella sensibilità delle persone quelle buone regole di comportamento affinché i distretti del commercio, le aree turistiche possano tenere aperto, vivere appunto a 360 gradi quella che è la bellezza di un territorio che risponde all'altopiano di 7 comuni. E invece che aria tira, diciamo, fra gli albergatori e i ristoratori in questo momento? Beh, c'è un clima di fiducia, il clima di fiducia dettato sicuramente dalle attività svolte durante l'estate, durante l'autunno. Il comparto turistico riceve risposte quotidianamente da parte delle amministrazioni di tutti i comuni, quindi c'è un clima di fiducia anche verso la costruzione di un percorso che ci verrà sempre più uniti amministratori e parte privata nel creare opportunità, dialettica, ragionamenti attorno allo sviluppo turistico dell'altopiano. Quindi anche per concludere, che tipo di turismo vi aspettate? Vi aspettate un turismo da una botta e via, che vengono e ritornano, quindi da un giorno, 2 giorni, oppure dei turisti che si fermeranno magari anche una settimana o di più? Abbiamo portato avanti un percorso di promozione anche sui media nazionali, un percorso che dura da più di un anno e stiamo raccogliendo i frutti proprio per allargare il nostro cerchio di provenienza dei nostri turisti, che era un tempo provinciale, poi regionale. Adesso iniziamo a registrare dei nuovi afflussi turistici anche da altre regioni d'Italia e anche da parte di stranieri. Quindi anche un appello, lei da assessore al turismo, che le vorrebbe fare a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, che cosa si sente di dire? Beh, di venire a vivere una vacanza invernale calpestando la neve più bianca d'Italia, che è la neve di Asiago e dell'Altopiano, e quindi vi aspettiamo numerosi per la prossima stagione invernale e natalizia. Ecco, grazie Assessore. Cristian, io ritorno a te la linea in studio e da Asiago per adesso è tutto. Erinda, grazie infinite, grazie a te e al tuo ospite. La sfida per il turismo montano in Veneto quindi è appena iniziata. Ve l'ho presentato poco fa, Ivan Scremin. Ivan Scremin è presidente dell'associazione Il Filo di Simo, ma è soprattutto papà. Sì. Papà di Simone Scremin. Di Simone, sì. E chi era Simone Scremin? Partiamo da qui. Simone era un ragazzo normale, come tutti gli altri, con tanti progetti, tante ambizioni, appassionato di sport e di pesca, che riempiva le sue giornate con gli hobby. Aveva dei progetti importanti che all'improvviso il 18 febbraio si sono spenti. Il 18 febbraio Simone ha deciso di togliersi la vita e si è lanciato da una scala antincendio al 3° piano. Soffriva di depressione da circa 1 anno e mezzo e era seguito da uno psichiatra, uno psicologo, uno psicoterapeuta privato e stava lottando con la famosa inadeguatezza nella società. Sì. Quindi ha avuto questo percorso difficile e forse nella parte finale di questo percorso si vedeva sempre più inadeguato e ha fatto questa scelta. Quindi diciamo così, l'epilogo, il 18 febbraio di quest'anno, sì. Questo male oscuro che lo ha in qualche modo travolto e alla fine non gli ha lasciato scampo. Lei dice prima che si ammalasse di depressione, perché sì. Dobbiamo utilizzare anche le parole giuste, certo, ecco. certo. Era una persona serena, era un ragazzo normale, pieno di amici. Sì, pieno di amici. Simone aveva un dono di natura che era quello dell'empatia. L'empatia è quel dono che ti permette di piacere a prescindere. Era uno che si occupava molto delle persone e tra le altre cose era uno che faceva della sua vita il sistema di aiutare gli amici e di essere conviviale. E il percorso, purtroppo la depressione è così, è come avere un interruttore dentro di noi che all'improvviso si spegne e si entra
a cambiare. Ci si fanno delle domande, chi soffre di depressione si fa delle domande, non capisce il perché, in certe situazioni non riesce ad essere concentrato. Subentrano poi delle situazioni particolari, il fatto di avere dolori alle gambe, il fatto di avere i dolori allo stomaco, che per chi, come la famiglia, che io da sempre dico che la famiglia è purtroppo l'anello debole di questa catena, perché la famiglia non è preparata per affrontare un proprio caro che soffre di depressione e commette involontariamente gli errori. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo, quindi nell'anno in cui Simone è stato travolto da questo male oscuro, immagino la vostra preoccupazione, avrete sentito anche più voci, più esperti, più... Sì, noi... Allora, io apro una parentesi dicendo che nella disgrazia mi reputo un genitore fortunato, perché ho 2 figli, Manuel, che è quello più piccolo, e Simone, con i quali parlo molto. Simone in quell'anno e mezzo aveva ampliato ancora di più la sua voglia di parlare. Quindi era seguito, appunto, come dicevo prima, da uno psichiatra, da uno psicologo, e poi noi avevamo anche assunto una psicoterapeuta privata per cercare di ampliare ancora più il cerchio di supporto. La realtà è che Simone, anche in questo frangente, nonostante lui stesse molto male, si preoccupava degli altri. Simone era quella persona che, se veniva chiamato da un amico o da una conoscente che aveva un problema, si preoccupava più del problema di chi lo chiamava che del suo problema vero e proprio. E purtroppo, nonostante avessimo messo in campo tutto questo, noi non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa, perché purtroppo la depressione è come essere, io lo dico, l'ho detto più volte, è come essere nelle sabbie mobili: o riesci a trovare qualcuno che ti dia la corda giusta e ti tira fuori, se no fai un po' fatica, arranchi. Quindi ecco, questo era forse il problema più grande. Poi soprattutto lui parlava tantissimo, e il problema è che quando parli con chi soffre di questo disturbo fanno fatica a concentrarsi. Loro ti guardano, ma si preoccupano del fatto che non sono in quel momento pettinati bene, oppure hanno delle altre cose che li distrae, fanno fatica a concentrarsi. Sì, quindi si concentrava, diciamo così, magari sui dettagli e non sulla sostanza del... Sì, perché la sostanza si trasforma, la sostanza comincia a diventare un qualcosa che li aiuti a volte a rifiutare un qualcosa che si deve fare. Il fatto, per esempio, di uscire per Simone cominciava ad essere difficile, quindi stava davanti all'armadio dei vestiti anche un'ora per scegliere un vestito, ma in realtà era un modo come un altro per trovare una barriera che lo proteggesse e che dicesse: ok, stai dentro qua, che qua sei al sicuro. Poi ci sono questi... Era alla ricerca di pretesti. Sì, per non vivere. No, diciamo che più che altro non sono alla ricerca di pretesti del non vivere, sono alla ricerca di situazioni che gli permettano di trovare una giustificazione al fatto che non vuoi uscire oggi. Chi purtroppo attraversa queste fasi è come una persona che cammina su una strada infuocata e all'improvviso, dopo aver percorso tanti chilometri, ormai sei esausto, e la prima porticina che trovi, che sia a destra, a sinistra o al fronte, la prendi, e là purtroppo è la scelta che vai a fare, ed è difficile capirlo, perché tra le altre cose a monte c'è un percorso che loro fanno e che cercano di renderlo quasi perfetto. Difatti noi sinceramente sarebbe stata l'ultima cosa che avremmo potuto pensare che succedesse a Simone, per il carattere che aveva. Però cioè, è successo, e quindi ecco, come famiglia, dicevo prima, noi involontariamente abbiamo commesso gli errori, ma dico involontariamente perché magari chi ci ascolta vive questa situazione in casa e non deve essere una colpa. L'errore che fa la famiglia è quello di minimizzare, perché noi culturalmente siamo portati a minimizzare il problema. Quando Simone aveva male alle gambe, io con Simo condividevo molte cose, dallo sport alla pesca, insomma eravamo abbastanza in simbiosi. Sei portato a dirgli: bah, figurati, cosa vuoi che sia, andiamo fuori a correre e vedrai che ti passa. Questo per loro è un carico ancora più di responsabilità, perché da un lato hanno paura di deludere la loro famiglia, le aspettative, e dall'altro li costringe a fare una cosa che per loro è pesantissima. E quindi magari non ci si rende nemmeno conto della violenza che viene esercitata in quel momento. No, questo è un altro progetto che poi spero porteremo avanti con l'associazione,
e che è una cosa che io tengo ci tengo in maniera particolare, che è quella di riuscire a formare le famiglie che all'interno hanno questo problema. Perché, ripeto, per loro, per chi soffre di depressione, le famose bricole, come si dice, di ancoraggio sono o la famiglia o gli amici, che sono quelli che ci stanno sempre più vicino. Ecco, qui vediamo le immagini di questa associazione che si è ritrovata poche sere fa. Voi siete nati già in primavera, però vi siete ufficializzati, vi siete presentati ufficialmente poche sere fa. Con due scopi. Uno scopo era quello di condividere. Avevamo invitato due carissimi amici che si sono gentilmente messi a disposizione per raccontare la loro esperienza, perché siamo convinti che la condivisione è uno strumento fondamentale per aiutare altri ad uscire. Questa è stata l'occasione per presentare ufficialmente i ragazzi, di cui io sono orgogliosissimo. Dico sempre che i miei ragazzi, li chiamo i miei ragazzi, che sono gli amici intimi di Simo, sono stati strepitosi. Direi che il 90% del risultato di questa serata, che per noi è stato un risultato al di là di ogni aspettativa, è merito loro, perché loro curano la grafica, hanno curato l'organizzazione dell'ingresso in sala, sono stati strepitosi e anche perché molto probabilmente uno di loro un giorno mi ha detto che loro sono quelli che sono forse gli unici in grado a trasmettere quello che era veramente Simone, ed è vero. Perché poi il filtro di un amico è diverso da quello di un padre, di un familiare. Sì, sicuramente sì, anche perché poi, nonostante io avessi un rapporto molto molto profondo con tutti e due i miei figli, l'amico è quello al quale confidi a volte delle cose che magari con i genitori fa un po' più fatica. E quindi loro per lui sono stati importanti. Nel biglietto che lui ci ha lasciato, naturalmente lui si è preso tutte le colpe, ma la cosa importante è che anche là, in un modo o nell'altro, è stato vicino ai suoi amici e i suoi amici erano vicini a lui. Quindi mi viene questo tipo di riflessione, nonostante appunto fosse depresso, non è vero quindi che il soggetto depresso si mette in un angolo e non ascolta gli altri, lui era generoso, quindi si metteva comunque a disposizione. Sì, poi la depressione ha tante sfaccettature, no? Perché la depressione si divide in tante categorie, dalla depressione nera, che è quella più difficile, alla depressione leggera, alle varie tipologie di disturbo dell'umore, come tanti lo chiamano, ma la realtà è che la sintomologia abbastanza diffusa. No, effettivamente col carattere soprattutto che aveva Simone, perché poi alla fine io con Simone a volte arrivavo con Simone parlavo 2 volte al giorno durante la giornata, 1 ora e mezza a telefonata, e alla sera dalle 8 fino anche alle 2, ma anche con mia moglie. E là era un loop dove però finito il dialogo dicevo ok, domani mattina riparto e sono a posto, però il giorno dopo era come ricominciare dall'inizio, esatto. Una tela di Penelope psicologica. Sì, esatto. Che fa fatica ad essere, come si dice, che non è vero comunque, allora la depressione è una sintomologia legata a questo sbalzo umorale che ci porta dalle stelle alle stalle, come si dice. E comunque è una sintomologia che è affrontabile, è guaribile, perché secondo noi, non secondo me perché io non ho le competenze, ma secondo chi se ne sa di più, è guaribile. L'importante, noi lo diciamo sempre, è di affidarsi a dei professionisti, e soprattutto le famiglie si devono fare aiutare anche loro dai professionisti. Ed è per questo appunto che nasce il filo di Simo. Sì. Ecco, nasce per dare supporto alle famiglie e per fare anche da raccordo con l'autorità sanitaria, con i professionisti, con psicologi, psichiatri. Quindi voi, ecco, lei parlava della generosità di suo figlio, probabilmente preso da qualcuno, nel senso che dalla mamma, non è facile, nel senso, dopo una tragedia di questo tipo, mettersi subito a servizio degli altri e trovare la forza di fare questo. Prima avevamo 2 genitori speciali, no? Che si sono subito lanciati nella battaglia per la sicurezza stradale dopo aver perso i rispettivi figli. Lei ha fatto forse qualcosa ancora di più grande per certi versi. Ma allora, al di là di ogni retorica. Ma in quei giorni, subito dopo il funerale, noi insomma abbiamo avuto molte persone, anzi ringrazio sempre la vicinanza che abbiamo avuto da tutti i nostri amici, non sapevamo neanche di averne così tanti, effettivamente ne avevamo tantissimi che ci hanno aiutato moltissimo, e
che saremo sempre grati a loro per quello che hanno fatto. Però in questo frangente abbiamo parlato con molte persone e da questi dialoghi più o meno una persona su 5 aveva un problema del genere in casa. Ci siamo trovati a parlare molto di questo e l'idea, diciamo, è nata quasi subito perché volevamo da un certo punto di vista portare avanti qual era la filosofia e la volontà di Simo, che era un altruista a prescindere. E quindi inizialmente l'associazione nasceva solo come un'associazione che doveva raccogliere fondi per aiutare altre associazioni. Poi strada facendo, all'interno della nostra associazione c'era la famosa zia Anna che è una carissima amica, che è la zia di un carissimo amico di Simone, che è psicoterapeuta, e da là è partita l'altra idea, che era quella di strutturare l'associazione con un servizio immediato. All'interno dell'associazione ad oggi abbiamo 9 psicologi, di cui 4 psicoterapeuti, i quali fanno un servizio che noi offriamo a chi si rivolge a noi, che è un servizio a un prezzo praticamente calmierato, che è circa la metà per l'aiutarli, e poi nel momento in cui una persona che si rivolge a noi non ha le possibilità, in qualche modo interviene l'associazione con la raccolta dei fondi. Ecco, perché la cura sia poi affrontabile da tutti. Certo, perché crediamo che... Dove non arriva il pubblico, diciamo? Allora, il pubblico, vabbè, noi siamo portati a criticare molto il pubblico, ma la realtà è che io l'ho vissuto in prima persona e capisco che è difficile fare servizio pubblico in una società dove c'è un numero così elevato di problematiche e le risorse sono quelle che sono. Abbiamo cercato poi di eliminare i buchi che c'erano nel pubblico, che erano i buchi della tempistica, quindi noi abbiamo una segretaria volontaria stupenda che ha un telefono sempre acceso e cerchiamo, al quale viene inviato o un messaggio WhatsApp oppure si può chiamare, al quale lui quando viene inviato un messaggio nel giro di 4-5 ore contatta la psicoterapeuta, che fa il primo contatto, e dopodiché si organizzano loro per fare l'incontro con la persona che ha bisogno di sostegno. Quindi di fatto è uno sportello? Sì, è uno sportello che nasce con delle caratteristiche un po' diverse dagli altri sportelli, nel senso che strada facendo poi abbiamo pensato che esistessero anche delle persone che avevano bisogno di parlare con una psicoterapeuta, ma che non avessero la capacità di uscire allo scoperto, e quindi in qualche caso sta famosa zia Anna li tiene monitorati e quindi interviene anche a casa nel possibile. Hanno inserito loro, perché noi non c'entriamo nulla, tutta farina nel loro sacco, un monitoraggio. Ci siamo accorti che molte persone ci scrivono ma poi spariscono, e quindi vengono monitorate, vengono mandati dei messaggi per sapere come va, e abbiamo visto che poi a lungo andare qualcuno insomma, ritorna alla ricerca dell'aiuto, che per noi è la cosa più importante questa. Il vostro è un lavoro paziente, sostanzialmente. Sì, ma deve essere paziente. Per forza. Qua esiste solo la pazienza. E soprattutto poi mi permetto di dire anche un approccio molto personalizzato, perché dicevamo del pubblico, sì. Questi casi sono tutti diversi gli uni dagli altri, quindi... Sì, noi ad oggi abbiamo un certo numero di persone in trattamento, ognuna diversa per caratteristiche, per età. Abbiamo purtroppo lo dico perché mi dispiace, diciamo che noi da un lato siamo contenti perché l'associazione ha preso un percorso importante, ci dispiace dall'altro canto perché significa che c'è molta sofferenza. Noi siamo una goccia nell'oceano, non siamo nulla, cresciamo piano piano, ci mettiamo a disposizione dei comuni, i comuni sono molto disponibili. Facciamo delle serate che abbiamo iniziato col 29 di ottobre, adesso il 2 dicembre ne faremo un'altra all'auditorium di Zero Branco, dove là porteremo avanti depressione e sport. Cercheremo di abbinare sempre la depressione nell'ambito più ampio, quindi dallo sport al lavoro, perché bisogna parlarne. Il problema di questo disturbo è che ne parla pochi ne parlano, e soprattutto c'è la paura di parlarne, perché parlare di mente significa parlare di un problema di pazzia, parlare di una gamba rotta si parla di ortopedia, invece non cambia nulla. C'è ancora molto stigma. C'è molto stigma, e soprattutto per chi la subisce, che ha paura di mettersi allo scoperto, perché poi all'interno c'è una serie di meccanismi difficili da capire. È per quello che bisogna affidarsi, crediamo noi, a dei professionisti che sono in grado di trovare delle soluzioni. Ieri lei mi diceva che avete già
tante persone. Oggi noi ne abbiamo circa 14. Considerate che noi abbiamo iniziato l'attività vera e propria circa da giugno e la nostra previsione purtroppo sarà che nel prossimo breve periodo ci sarà una crescita abbastanza importante. Allora, questo è il profilo Facebook del filo di Simo. Avete già tantissimi contatti, vedo, qui c'è tutta la vostra bacheca, le vostre iniziative, tra l'altro c'è già stato anche un primo memorial. Sì, c'è stato il primo memorial della squadra di calcio dove giocava Simo, anzi anche qua devo dire delle persone stupende, hanno organizzato questo memorial in maniera stupenda. E quindi insomma è stato ricordato poi in questa maniera. Insomma. Sì, Simone aveva fatto anche poi un altro memorial del calciotto perché giocava anche a calciotto. Diciamo che la forza di Simo... Ecco, qui la vediamo con il sindaco Mario Conte, vedo anche Andrea Vidotti. Sì, l'altra è mia moglie, se no lo dico poi. E quello in fianco è Michele, il famoso mister della squadra di Simone che si è preso la briga di organizzare questo importante memoriale. Allora, io vedo che sono collegate, le saluto davvero e le ringrazio. Manuela Pelizzon, buongiorno signora Pelizzon, buongiorno. Con la signora Elena. Con Elena ci siamo visti, ci siamo visti Elena la scorsa settimana, domenica a Treviso, c'era una manifestazione contro l'affossamento del DDL Zan e a questa manifestazione partecipava l'Agedo. Allora, signora Pelizzon, che cos'è l'Agedo? L'Agedo è un'associazione di genitori, parenti ed amici di persone LGBTQI+. Ormai abbiamo una sigla che si allunga negli anni. Comunque l'Agedo è un'associazione appunto che unisce, raccoglie dei genitori, insomma, dove i genitori sono dei attivisti, ed è un'associazione che è nata nel 92 mi sembra, cioè sono tanti anni ormai che è nata. Si è creata a Milano, vi racconto un po' di storia, perché in quegli anni se ne parlava proprio poco e comunque alcuni genitori sentivano la necessità di dover condividere con altri genitori quelle che erano le loro sensazioni, le loro paure, e quindi è nata questa Agedo con poche mamme, perché all'inizio c'erano solo le mamme, i papà ancora rimanevano nascosti dietro le mamme, e poi da lì comunque è un'associazione che si è ingrandita negli anni. Per dire, adesso siamo circa 30 sedi in tutta Italia, quindi la nostra associazione è presente in tutta Italia, insomma. Facciamo un lavoro, io dico un lavoro di accoglienza, nel senso che è nata proprio per ascoltare i genitori che vivono il coming out dei loro figli e che lo possono vivere in tante maniere diverse, quindi genitori che hanno la necessità anche di condividere proprio quelle che sono i loro pensieri. Arrivano genitori magari più sereni, cioè meno angosciati, arrivano genitori con grandi paure, genitori che non capiscono, fanno difficoltà a capire, fanno difficoltà ad accettare, però proprio il fatto del condividere con altri la loro esperienza fa sì che poi le cose col tempo diventano semplici, insomma, si rientra tutto nella cosiddetta normalità della famiglia. Ecco, quindi voi date degli strumenti, diciamo così, di comprensione, se non altro mettete insieme le diverse esperienze. Sì. Noi quasi tutti abbiamo questi gruppi di ascolto in cui appunto ci incontriamo con chi ce ne fa richiesta, insomma.
È vero che cioè, il nostro lavoro comunque non si ferma qui, nel senso che poi noi comunque abbiamo tutta una serie di progetti che li portiamo avanti all'interno della scuola, perché comunque il nostro impegno è quello di far sì che ci sia informazione, perché l'informazione e la conoscenza fa sì che poi tante paure, tante barriere vengano abbattute ed eliminate. Lavoriamo nelle scuole. Signora, lavoriamo nelle sì. Entrate nelle scuole, quindi la sensibilizzazione anche negli istituti è fondamentale. Sì, è importantissima, perché la scuola innanzitutto deve essere un luogo sicuro per i ragazzi e le ragazze e comunque far conoscere, appunto parlare della comunità LGBT è fondamentale, perché si fanno conoscere la tematica ai nostri figli, si fa innanzitutto capire che non sono diversi da nessun altro, insomma. Ecco, mi pare di capire che la preoccupazione quindi dell'Agedo sia quella di sminare un po' il campo dai pregiudizi, no? Perché poi alla fine il genitore ha paura per il futuro dei propri figli, questo è il fatto. Perché vi chiedo, dal vostro osservatorio privilegiato c'è ancora omofobia? Al di là del dibattito politico sul DDL Zan, c'è ancora omofobia? Un po' sì. In questo momento c'è un po' tutto il contrario di tutto. Arrivano delle mamme, io vengo volentieri a dare una mano, però io quando me l'ha detto l'ho abbracciato e ho detto ma tu sei sempre tu, non ho nessun problema. Ci sono tanti di questi casi. E nello stesso tempo, passando attraverso stadi intermedi, ci sono anche ancora quelli che arrivano a dire delle frasi tipo mi fai schifo. Ora, se un adolescente sente il proprio genitore dire una frase così, ditemi voi dove va a finire l'autostima, la serenità, e purtroppo ci sono ancora casi di questo tipo. Sono parole che fanno male. Che fanno molto male, o per esempio, se sei così non farai mai nulla di buono nella vita. Ora, io credo che come genitori la cosa più grande che possiamo dare ai nostri figli è aiutarli ad avere autostima, a realizzare i loro talenti, le loro qualità, i loro sogni. Se io comincio a tagliargli le gambe dicendo mi fai schifo e non farai mai nulla di buono, che poi è difficile anche per, non so, è chiaro che anche i nostri ragazzi e ragazze hanno poi bisogno di supporti psicologici, eccetera. Sì, capisco, però essere vissuti magari per anni nella paura o nel timore di essere sbagliati, ecco, non aiuta, ecco, una serenità nello sviluppo della persona. E a questo proposito noi abbiamo una bellissima Costituzione, quelli che dicono che è la più bella del mondo, che dice proprio che la Repubblica ha il dovere di rimuovere gli ostacoli di disuguaglianze, pregiudizi che impediscono il pieno sviluppo della persona. Quindi noi non chiediamo nulla di strano, nulla di nuovo, cioè in tutte le piazze in questi giorni c'erano tante persone, anche a Gedera, dappertutto, però non chiediamo altro che mettere in pratica ciò che l'articolo 3 dice. Senta signora Elena, lei mi aveva fatto sorridere domenica scorsa perché le ho fatto la domanda appunto un po' da giornalista curioso, no? Ma lei come ha vissuto il coming out di suo figlio? E lei mi ha risposto, beh insomma me l'ha detto quando ormai era già 1,90, quindi sapeva difendersi da solo. Esatto, perché la paura di tante mamme e di tanti papà è che i nostri ragazzi vanno a scuola, per strada, al lavoro, in tanti ambienti, anche l'incontro con le istituzioni, tipo non so, vado all'ULSS, vado a votare, ecco, sembra stupida quella del votare, ma poi magari ne parlo. E allora il timore è sempre che vengano insultati, picchiati o... Ecco, perlomeno guardati con quello sguardo come per dire ma tu vali meno di un altro.
È questo sostanzialmente la paura dei genitori, anche se tutto sommato le cose rispetto al passato sono migliorate. Certo, sono migliorate. Ecco. Signora Manuela, voi siete scesi in piazza contro l'affossamento del DDL Zan, ma voi di fatto non siete un'associazione politica, anzi dite i diritti civili o comunque queste rivendicazioni sono patrimonio di tutti. Noi siamo genitori di destra, di sinistra, di centro, i nostri figli sono di destra, di sinistra e di centro. O no, Manuela? Che dici? Sì, sì, in effetti le dicevo proprio al telefono che noi siamo famiglie con dei figli. E quindi le famiglie, cioè con figli LGBT, sono ovunque, cioè i figli cioè i ragazzi LGBT nascono, non si scelgono le famiglie in base alle ideologie per nascere. Ci sono dappertutto e quindi per quello che dicevo Europa, in Asia, in Africa, dovunque. Sì, non esiste. E quindi quello che io penso che i diritti non hanno colore e quindi nel momento in cui si perdono dei diritti non è che perde una parte o un'altra della politica, perde un paese. Ecco, mostro anche per voi, questo è il profilo social Facebook della GEDO di Treviso, lo vedo attivo, quindi se per caso ci sono genitori all'ascolto che vogliono un supporto, che vogliono una parola, così condividere semplicemente un'esperienza, questo è il vostro riferimento. Ecco, c'è da dire che l'omofobia o comunque essere vittime di omofobia o sentirsi tra virgolette diversi può essere anche una causa di depressione. Qui mi riallaccio anche all'opera di sensibilizzazione che sta facendo il signor Scremin, perché c'è anche questo aspetto, il bullismo omofobico può provocare depressione e anche questo è un aspetto. Sì, questo è un aspetto importante anche perché ad esempio, cioè, noi diciamo sempre una cosa molto importante, ad esempio l'accettazione in famiglia. A volte i ragazzi che non vengono accettati prima di tutto nella famiglia, tanti vanno in depressione. Perché comunque se la prima, come si dice, cioè se la tua famiglia non ti vuole, tanti pensano allora non mi vuole nessuno e questo porta spesso, cioè, ci sono stati tanti casi di suicidi comunque di ragazzi LGBT. E quindi lei dice qua appunto qua la politica c'entra poco, qui è una questione di civiltà, di cultura, di educazione. Sì, sì. Perché poi appunto... Prima il signore che parlava prima ha detto tante cose che secondo me si adattano a tutti, cioè nel senso che anche noi, spesso i nostri figli, magari ci sono delle cose che tu non ci dai il peso giusto, non ascolti, a volte minimizzi e anche questo succede nelle nostre famiglie e può creare dei danni anche a volte irreversibili. Quindi la propensione all'ascolto e anche, diciamo così, il fatto di non giudicare. Mi permetto di dire, signor Scremin. Un giudizio proprio. Ecco, vorrei il punto di vista del signor Scremin. Ma guardi, per quanto riguarda l'amore, io credo che l'amore non riconosca colori, sessi, null'altro. Quindi se due persone si amano hanno il diritto di fare le proprie scelte e vivere in tranquilla serenità l'amore. Purtroppo viviamo in una società abbastanza, a volte, con dei pregiudizi, ma esistono i pregiudizi un po' su tutto, credo, no? Certo. Ma anche, se vogliamo fare, anche la depressione può scatenarsi da pregiudizi. È chiaro che ogni persona che viene colpita dai pregiudizi, che siano inerenti all'amore o d'altro, può portare a un abbassamento così violento dell'umore che poi alla fine ci si sente, come dicevo prima, inadeguati. E lì scatta scatta questo maledetto interruttore che finché non si ritrova siamo in balia.
Allora, io ringrazio davvero Manuela Pelizzon e la signora Elena. Presto magari venite a trovarmi direttamente qui in studio, quindi magari riprendiamo in mano alcune tematiche, quindi grazie Manuela Pelizzon e signora Elena, buon sabato. Mentre resta con me Ivan Scremin, perché appunto poi lanceremo un appello, diciamo così, finale a tutti quelli che ci stanno guardando. Qualche istante di pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta, vi abbiamo raccontato la storia di tanti genitori coraggiosi che lottano per i loro figli. Ivan Scremin è rimasto qui con noi, presidente di questa associazione Il Filo di Simo, dedicata al figlio scomparso a febbraio dopo essersi suicidato. Sono termini duri, però ma bisogna questa è la realtà. Bisogna avere il coraggio di usarli questi termini. Ecco, e quindi questa è la foto con cui voi vi siete presentati via social e avete presentato la vostra associazione. Ecco, ce la vuole spiegare? Sì, allora innanzitutto di questa foto sono particolarmente fiero perché è stata scelta dai ragazzi. Tutto ciò, quello che noi stiamo facendo come associazione, la facciamo perché oltre ad aiutare le persone, ma siamo proprio trainati da questi giovani che tra tante foto hanno scelto una foto che ha avuto una comunicazione incredibile. E qua Simone stava già male ed era un periodo abbastanza difficile per lui e quindi loro, devo dire, sono riusciti a rappresentare in pieno quello che era il concetto del Filo di Simo, che nasce da una trasposizione del filo d'Arianna, dove il Minotauro lo rappresentiamo come la depressione e Teseo in qualche maniera è rappresentato da Simone che col filo cerca di trascinare questi ragazzi dall'interno di questo maledetto labirinto che è la depressione. Depressione che ha tutte queste strade e sfaccettature complicate. E questa era forse la foto più rappresentativa con la quale noi abbiamo aperto la pagina Facebook e che ha avuto tantissimi contatti, nonostante fossimo solo all'inizio e non si sapeva bene ancora come sarebbe andato lo sviluppo. Era successo tutto da poco, ma voi avete subito lanciato un segnale. Sì, noi abbiamo cercato più che altro, confrontandoci insomma con noi famiglia, con i nostri più amici, sì, che, ecco, anzi voglio anche nominarli. Noi abbiamo questi ragazzi che sono una ventina, poi un mio caro amico che è Diego Buso, che lui si occupa delle relazioni esterne con i comuni, il mio carissimo amico Viviano, che è il nostro fenomenale segretario, tesoriere, uomo di 1000 risorse. In realtà io non faccio niente. In realtà la mia fortuna è di avere tutte queste persone in fianco che sono riusciti a mettere quello che noi desideravamo, dare la forza e ogni giorno sono là che ci spronano per migliorare. Invece lei, signor Ivan, sta facendo moltissimo. Allora riprendiamo questo filo, riprendiamolo. Ci tenga aggiornati sulle vostre iniziative, noi siamo sempre qui. Quindi anche oggi vi abbiamo raccontato queste storie, grazie a Ivan Scremin. In una giornata comunque ricca di spunti di cronaca abbiamo tentato di metterli tutti in fila. Un rapidissimo aggiornamento, una grossa operazione da parte dei NAS di Treviso. Prima ci siamo collegati con Marta Marangon, 2 arresti e ben 65 indagati per traffico internazionale di sostanze dopanti. I NAS di Treviso hanno portato avanti questa enorme operazione, alla fine sono finiti in manette madre e figlio, lui personal trainer di 35 anni, lei 60enne, residenti a Montebelluna, quindi sostanze proibite che finivano nelle palestre, poi soprattutto tra i più giovani. Poi siamo stati a Rovigo, avevamo collegato il sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, che ha commentato quanto successo al CERSER, al centro dei servizi, dove il capannone è stato messo a soqquadro da alcuni vandali e caccia all'uomo. Questo centro servizi adibito, lo vedete, a centro tamponi e vaccinazioni. Si pensa ad un attacco di
matrice Novax, ma anche qui le indagini sono in corso. E poi siamo stati anche a Padova, a Piazzola sul Brenta, con Chiara Gaiani per quegli 8 bus andati a fuoco nella notte, un maxi incendio che ha svegliato anche parte della popolazione. Si sta indagando a 360 gradi, sembra escludersi al momento la pista dolosa, ma anche qui è tutto da verificare. Siamo poi ritornati a Farra di Soligo, una comunità sotto shock per la morte di un papà 43enne che lascia 2 bambini. Ieri l'incidente sul lavoro, l'ennesimo in terra di Marca, una carica da 20.000 volt lo ha ucciso sul colpo. Lo shock di un'intera comunità, è la 16ª vittima sul luogo di lavoro nella Marca dall'inizio dell'anno. E poi tanto altro, il tema del vaccino su tutti, con i dati del contagio che crescono. Ve li mostro un'ultimissima volta: 773 nuovi casi nelle 24 ore in Veneto, un dato che sale con il record della provincia di Vicenza, 165. Va detto, lo dico, lo ripeto, il dato ospedaliero resta basso, i vaccini continuano a fare effetto, questo va detto, va sottolineato, però chiaramente siamo all'inizio di una fase di rialzo. 47 i posti occupati nelle terapie intensive del Veneto, 235 nei posti letto di area non critica, pneumologie, malattie infettive e quant'altro, 4 i decessi nelle ultime 24 ore, anche questo un dato abbastanza elevato se guardiamo al trend delle ultime settimane. Insomma, tanti argomenti che metteremo in fila come sempre a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso Belluno. Ringrazio, in plancia di comando c'erano Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento.